Allora, buonasera a tutti. Questa conferenza verte su società segrete, massoneria e adesso io lascerei direttamente la parola a Luca perché così non anticipo niente, anche perché lui è più bravo di me, io faccio solo pasticci a riguardo e quindi niente, io comincerei con farti parlare. Dopodiché a un certo punto vediamo se ci sono domande, si può alzare la mano, io la strutturerei così. Se per te, sì, assolutamente. Infatti dicevo appunto anche a diversi presenti che l'idea, lo scopo di questa sera non è tanto fare una lezione didattica, quanto invece creare un dibattito, un confronto su un argomento abbastanza spinoso e anche un po' oscuro in Italia, no? In Italia spesso si sente parlare di massoneria per contesti che non c'entrano nulla, altre volte c'entrano ma non si specifica di che cose, quindi scopo di questa sera è cercare di fare un po' di chiarezza, partendo chiaramente da chi è all'interno di questa istituzione, appunto. Bene, io mi siedo. Sì. E Grazie. Intanto vi ringrazio tutti di essere qui, mi presento, sono Luca Fiore Veneziano, faccio tante cose nella vita, mi occupo di comunicazione, di marketing aziendale, sono un militare, sono un massone, sono un giornalista pubblicista, quindi faccio diverse cose. Con Cristina ci conosciamo da diverso tempo, quindi abbiamo avuto modo privatamente in amicizia di confrontarci su diversi temi e non dico sempre a tutti quello che faccio, ma visto che non è un segreto affermo pubblicamente di essere un massone, appunto. Sono qui questa sera per parlare appunto inizialmente di società segrete, poi nello specifico cercare anche di far capire che cos'è la massoneria in Italia e non solo. Io partirei da concetti semplici, si sente parlare spesso, facendo anche qui confusione, di esoterismo. Che cos'è l'esoterismo? No, l'esoterismo si distingue dall'essoterismo per essere una dottrina riservata a pochi, per svariati motivi. Iniziamo a vedere però quando inizia storicamente l'esoterismo rispetto all'essoterismo. C'era un tempo nell'antico Egitto dove i faraoni incarnavano anche la figura del sacerdote, quindi univano sia l'aspetto esoterico che quello esoterico. Questo perché i culti nell'antico Egitto erano appunto degli incontri dove c'erano delle processioni, da cui poi il cristianesimo secoli dopo prenderà queste pratiche e le attuerà appunto proprio al culto specifico. Facciamo fare l'esempio del culto di Iside, di Osiride. Questi culti avevano delle processioni pubbliche aperte a tutti, quindi una dimensione religiosa e esoterica, e poi c'era una parte dentro il tempio che era riservata a pochi, riservata appunto a pochi iniziati, dei sacerdoti. Diciamo che all'inizio questo culto era unico, cioè la parte esoterica e quella esoterica erano un tutt'uno. Quindi, come abbiamo detto dall'inizio, il faraone incarnava un po' questi aspetti. A un certo punto poi però ci sarà uno scontro tra la casta politica, quella dei faraoni appunto, rispetto a quella sacerdotale. Quindi questo scontro darà poi vita pian piano a una divisione sempre più profonda, che dal mondo egizio mutuerà poi nel Mediterraneo, fino ad arrivare poi a una realtà completamente opposta. E nel Mediterraneo, soprattutto in Grecia, inizieranno poi a svilupparsi i primi culti misterici, che erano ancora delle religioni però esoteriche, iniziatiche. Perché rendere appunto qualcosa di esoterico, cioè di riservato a pochi? Lo scopo iniziale era intanto quello di pensare che non tutti erano in grado di comprendere certe nozioni. Immaginiamo l'antichità, c'era anche un altissimo tasso di analfabetismo, quindi all'epoca quei pochi filosofi erano anche degli scienziati. E quindi come divulgare un segreto scientifico, diremmo oggi? Tramite proprio una rappresentazione quasi teatrale, perché all'epoca teatro, religione, danza, poesia, cultura era tutta parte unica, era tutta un'unica parte di un mondo esoterico, iniziatico appunto, cioè dedicato a pochi, potremmo dire a pochi scienziati. Questa parte poi pian piano si evolve, dall'antica Grecia arriviamo appunto in Italia, all'antica Roma, dove questi culti iniziatici, dedicati quindi a pochi e soprattutto a quelle tradizioni più agresti, più legate quindi alla campagna, legate quindi a chi lavorava la terra, iniziano invece pian piano a mutuare verso chi lavorava in città, cioè le corporazioni, i muratori, gli scalpellini, i falegnami, i tagliapietra, tutte queste categorie che oggi sono ben distinte, un tempo erano unite. E c'è proprio un momento preciso, leggendario se vogliamo, che è quello con Numa Pompilio, il secondo re di Roma, che crea di fatto la religione romana così come la conosciamo nell'età antica,
ma inizia a strutturare anche i collegia fabrorum et opificum. Queste corporazioni, esattamente come oggi, non erano altro che delle società sempre iniziatiche, però di lavoratori che lavoravano il legno, la pietra, il ferro, i metalli. E nel nome di Diogiano, del Diogiano, c'erano appunto queste corporazioni di primi massoni. Ecco, è qui con Numa Pompilio, nell'antica Roma, che nasce la massoneria operativa, cioè quella che effettivamente costruiva. Nel tempo, poi chiaramente, questa massoneria operativa ha assorbito tutta la cultura che è passata nell'impero romano. Chiaramente la civiltà romana, divenendo un impero, ha inglobato poi altre filosofie, altri modelli di religione. Questi concetti sono stati poi assorbiti da questi scalpellini, da questi muratori, che nei secoli si sono evoluti sempre di più. Cosa succede a un certo punto? Che finisce l'impero romano, come ben sappiamo. In Occidente, non essendoci poi più l'impero romano, questi muratori si trovano privi di un'autorità statale che li tutelasse, perché non esiste più lo Stato romano. L'unica autorità nel Medioevo esistente inizia a essere la Chiesa cattolica, che assorbe anche la parte politica. Quindi abbiamo questi muratori che sono costretti a sottostare, a celare tutto un simbolismo massonico tramite appunto dei simboli religiosi, ma non perché la massoneria si occupa di religione, ma semplicemente perché è costretta a convivere in un contesto che non è più quello dell'età antica, è un modello diverso, dove la Chiesa domina incontrastata. E così andiamo avanti lungo i secoli, appunto. Questa massoneria operativa, nel frattempo, arriviamo poi nel Rinascimento, quindi sto facendo dei salti temporali molto lunghi, ma per farvi capire certi processi storici come si sono inseriti, iniziamo a vedere nel Rinascimento, con l'umanesimo toscano e non solo, l'apporto di tutte quelle tradizioni esoteriche che esistevano nell'impero romano, ritornano di nuovo nell'umanesimo. Queste culture esoteriche, iniziatiche, che inizialmente non hanno nulla a che fare con la massoneria, pian piano iniziano di nuovo a venire in contatto, proprio come avveniva nel mondo romano. Quindi durante l'umanesimo e il Rinascimento, queste culture esoteriche, mi riferisco al neoplatonismo, all'alchimia, alla cabala, iniziano pian piano a venire in contatto con i muratori. I muratori però nel Rinascimento sono ancora operativi, quindi costruiscono le chiese e le cattedrali. Che cosa succede poi a un certo punto? Alla fine del Rinascimento, nel periodo appunto dell'assolutismo, ci sono delle congreghe che si fanno chiamare rosacrociane. Questo momento è fondamentale a livello storico perché i Rosacroce nel 600 iniziano a entrare nelle logge operative. Da qui la massoneria inizierà a cambiare per sempre la sua natura, cioè da che erano dei semplici scalpellini, dei muratori, dei costruttori, iniziano pian piano a trasformarsi in qualcos'altro. Cioè gli elementi filosofici dell'età antica e rinascimentale entrano dentro la massoneria, dentro le logge. Inizia appunto a crearsi la massoneria che viene chiamata speculativa, cioè la massoneria che non lavora più di scalpellino, non lavora più con le pietre, con i metalli, ma cerca invece di fare cultura, di fare filosofia. In che modo? Chiaramente inizialmente in modo molto alto. Quando parliamo di questo in Inghilterra stiamo parlando della Royal Society, per esempio, dove c'era un certo Leibniz, Newton, Boyle, cioè tutti i fondatori della fisica e della chimica moderna, per esempio. Questi costituiscono in Inghilterra l'Invisible College, che inizierà a avere proprio quel simbolo a voi tutto noto, che è l'occhio onniveggente. L'occhio in questo caso però della conoscenza, dei lumi della ragione. Quindi inizia già a affermarsi l'idea che la scienza entra prepotentemente nelle logge e che le logge devono iniziare a plasmare la società nuova, la società futura. Sta iniziando a nascere il mondo contemporaneo, appunto. Si può dire che il mondo contemporaneo che noi oggi conosciamo è stato fortemente influenzato da queste logge che dal 600 in avanti iniziano a introdurre elementi scientifici e filosofici di altissimo livello. Cosa succede chiaramente? Che tutto questo ambiente culturale attrae una serie di personaggi anche all'interno delle corti, dei re, che iniziano però a pensare a delle società senza re, senza monarchia, delle repubbliche, rette da una Costituzione. Quindi si inizia a pensare alla separazione dei poteri, a un'idea quindi nuova di società e di Stato. Questa idea inizia a radicarsi sempre di più nelle corti e nelle logge e pian piano la società inizia a plasmarsi. Si sta creando e si stanno creando i presupposti per quella che noi conosciamo come Rivoluzione francese e Rivoluzione americana. Da qui però che cosa succede? Succede che anche nei primi del Settecento, cioè in pieno periodo dei lumi, la massoneria inizia in realtà a spaccarsi. Cioè noi oggi siamo abituati a pensare che la massoneria sia un unico corpo unito, quando in realtà ci sono delle separazioni.
ci sono delle separazioni molto evidenti. La prima è proprio nei primi anni del Settecento, negli anni 20. C'è una spaccatura tra i cosiddetti anciens, cioè gli antichi, e i moderni. Perché c'è questa spaccatura? Perché gli antichi vogliono mantenere la tradizione degli antichi muratori operativi, cioè quelli che costruivano effettivamente le cattedrali. I moderni invece sono degli illuministi. Vogliono quindi eliminare ogni riferimento religioso, ogni riferimento tradizionale della massoneria antica e introdurre invece elementi moderni, appunto. Quindi vogliono eliminare il culto di Dio, l'idea di utilizzare un simbolismo prettamente religioso con la Bibbia, l'idea quindi di operare anche alchemicamente secondo antiche tradizioni, antichi costumi. Quindi iniziano a crearsi delle spaccature. Questa spaccatura durerà più o meno un'ottantina d'anni, quindi non è proprio una spaccatura che dura poco, fino al giorno in cui la prima gran loggia madre del mondo riunisce queste due entità. Si chiama ancora oggi la Gran Loggia Unita d'Inghilterra, proprio perché, appunto, riunisce sotto un rituale massonico che si chiama emulation, che esiste ancora oggi ed è uno dei più diffusi al mondo nella massoneria inglese, queste due entità, gli antichi con i moderni, cioè riunisce a trovare un compromesso tra queste due strade. Che cosa succede però a un certo punto? Che, ahimè, a livello politico si crea un'altra grossa spaccatura. Abbiamo parlato prima di rivoluzione francese e americana. Questa rivoluzione è mossa da ideali illuministi. Quindi la massoneria inglese, che invece è una monarchia, inizia a vedere con sospetto queste nuove repubbliche che sono nate. Ecco allora che si crea una seconda profonda spaccatura che esiste ancora oggi, quella cioè tra la massoneria inglese e la massoneria francese. Siamo nel 1877, quindi verso la fine dell'Ottocento, queste due massonerie rompono del tutto ogni rapporto e ancora oggi è così. Cioè noi oggi in Italia, come in Europa, come in tutto il mondo, abbiamo rispettivamente delle logge massoniche legate alla massoneria francese, quindi che hanno una prospettiva illuminista che può quindi negare la trascendenza di Dio, punta a una società materialista, punta a una società legata quindi solamente al consumo del mercato. Per farla breve, anche l'attuale Unione Europea, così come l'ONU, sono istituzioni massoniche francesi, su questo non c'è dubbio. Dall'altro lato invece abbiamo una massoneria tipicamente inglese, anglosassone, più legata invece alle tradizioni. Quindi una massoneria molto radicata ancora a quell'antica tradizione delle corporazioni medievali e dell'antica Roma. Ecco, sapere di questa semplice spaccatura che c'è stata nel mondo massonico è fondamentale per capire tutta la storia contemporanea. Anche prima di questa spaccatura, cioè del 1877, già c'erano i prodromi di questo scontro. L'esempio più lampante è proprio quello tra Napoleone e il duca di Wellington. E tutti sappiamo la famosa battaglia di Waterloo, dove a un certo punto Napoleone si gioca il tutto per tutto in questa battaglia e si scontra appunto con l'impero inglese. Ecco, quello scontro è il primo grande esempio di uno scontro massonico tra due entità profondamente diverse. Un'entità profondamente inglese, legata a una tradizione monarchica, e chi invece vuole costituire un nuovo ordine mondiale illuminista insieme agli Stati Uniti, che sono appena nati all'epoca e non erano ancora una grande potenza come oggi, chiaramente. L'impero napoleonico però è molto amico degli Stati Uniti e punta già allora a creare un nuovo ordine mondiale incentrato appunto sul liberalismo, sui valori chiaramente dell'illuminismo francese, però anche su tutti quegli aspetti che noi oggi potremmo anche criticare, cioè l'assenza di Dio nella società, l'assenza di trascendenza, l'eliminazione di ogni riferimento di filosofia neoplatonica, la dissoluzione della famiglia tradizionale così come la conosciamo, eccetera, eccetera. Quindi c'è uno scontro in atto tra queste due massonerie e questo scontro esiste ancora oggi. Questo per dire che tutta la storia, anche attuale italiana, vede ancora oggi contrapposte queste massonerie tra di loro. E è inutile negare che questo ha anche un risvolto politico, perché anche nell'attuale Parlamento italiano e non solo ci sono delle componenti massoniche più vicine a una massoneria rispetto all'altra. Quindi, ebbene, scopo mio di questa sera è in maniera molto semplice, io vi ho fatto questo piccolo excursus storico per delineare una separazione abbastanza evidente tra queste due massonerie. Dopodiché però, ecco, bisogna anche specificare che cosa è derivato da queste massonerie. Noi sappiamo che sì. Un secondo, solo perché se non mi perdo, cioè l'escursus è chiaro con dei passaggi temporali molto importanti, però la domanda che mi sorge spontanea è: ma bene, questo excursus è stato chiaro, ma il fatto che anche nel nostro ordinamento ci sono queste due
fazioni, possiamo chiamare. Certo. A livello pratico, mi viene da chiederti, cosa posso vedere nella nostra realtà e nella nostra azione sostanzialmente, se prevale quella francese rispetto a se prevale quella inglese, cioè qual è lo scenario che mi si apre di fronte in una direzione o nell'altra, perché ho capito e compreso bene, però poi come faccio ad individuare bene e leggere bene quello che capita da noi, perché ci sono dei segni, ci sono sicuramente delle azioni che vengono fatte, eseguite in un certo modo piuttosto che in un altro, io penso. Assolutamente sì. Correggimi se ho detto delle stupidate. No, è correttissimo, ma direi che i segni in realtà sono poi inizialmente molto evidenti, perché hanno una natura anche ideologica ben precisa. Tutti i movimenti, non solo in Italia, ma anche nel mondo, che hanno un'impostazione più conservatrice, tradizionalista e, mi permetto di aggiungere, anche nazionalista sotto certi aspetti, o sovranista, chiaramente sono supportati dalla massoneria inglese. Tutti gli aspetti che puntano invece a realtà sovranazionali, cosmopolitiste o internazionaliste, quindi di natura più liberale e progressista, sono chiaramente spinte dal Grande Oriente di Francia, cioè dalla massoneria francese. Quindi questo in Italia, come altrove, dà, diciamo, un piccolo accenno di quelle che sono le dinamiche internazionali. Tu chiaramente mi chiedevi però la dinamica italiana. La dinamica italiana è un po' più complessa, purtroppo, non è così semplice, cioè questo è, diciamo, l'antipasto. La dinamica italiana, come è natura fare di noi italiani, è quella di essere anche un po' ambigui. E quindi noi abbiamo massonerie che nascono francesi, ma puntano al riconoscimento inglese, però poi promuovono iniziative progressiste, però dialogano magari con realtà conservatrici. Quindi abbiamo chiaramente un'ambiguità di fondo in Italia che rende tutto molto più complesso, compresa poi anche la vicenda della P2, della loggia P2 che tutti conosciamo, che è una realtà abbastanza complicata all'interno del Grande Oriente d'Italia, ma è una realtà che inizialmente promuove elementi conservatrici, no? Cioè sono abbastanza legati alla destra, se vogliamo. Però il paradosso è che troviamo al suo interno anche personalità all'interno di partiti di sinistra. E quindi questo complica un po' il quadro, proprio perché in Italia siamo abbastanza ambigui. Adesso non voglio subito entrare nella P2, ma qualora ci fossero poi domande mi piacerebbe eventualmente rispondere. E dicevo che... Sì, prego. Quanto ha influito la massoneria nell'Unità d'Italia? Beh, moltissimo. Direi che l'Unità d'Italia è stata, in questo caso unico che raro, una congiunzione tra due massonerie diverse, appunto. Quella francese e quella inglese in questo caso hanno operato insieme per danneggiare l'impero asburgico, erede del Sacro Romano Impero, e la Santa Sede, cioè l'erede, diciamo, dello Stato Pontificio. L'idea di indebolire queste due istituzioni in Italia come in Europa, che poi è culminato nella Prima Guerra Mondiale con la distruzione totale dell'impero austro-ungarico, di quel che rimaneva del Sacro Romano Impero, è appunto l'idea di eliminare ogni residuo di antico regime medievale, dove c'era un pontefice e un imperatore romano, appunto. Quindi da questo punto di vista le due massonerie hanno operato insieme, anche se poi chiaramente sono subito entrate in conflitto. Noi oggi parliamo di risorgimento parlando dei grandi 4 padri della patria. In realtà anche qui questi 4 padri della patria, cioè Mazzini, Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele II, erano in grosso conflitto tra di loro, perché uno aveva, qui torniamo al discorso di prima, un ideale prettamente monarchico, quindi più legato alla massoneria inglese, gli altri erano invece legati a un ideale liberale repubblicano, quindi abbiamo invece un'impostazione di massoneria francese. Quindi, come vediamo, già allora, anche se non si era ancora consumata la spaccatura definitiva in ambito massonico, perché abbiamo detto, parliamo del 1877, quando massoneria inglese e massoneria francese non si riconoscono come massonerie reciprocamente, però la spaccatura appunto era già in atto per tutto l'Ottocento, quindi c'era già un'impostazione in atto di questo tipo. Quindi per rispondere alla tua domanda, l'influenza è stata enorme. Ha continuato chiaramente a esserlo anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove ha prevalso invece la parte americana e francese, cioè la massoneria americana, come anticipavo già qualche sera fa a chi era presente dei Liberi di Cumiana, è un tipo di massoneria ibrida. Quella americana nasce chiaramente come colonia inglese, quindi legata nei suoi singoli stati, cioè faccio un esempio, la Gran Loggia del Texas, la Gran Loggia dell'Alabama, sono chiaramente legati all'Inghilterra, ma la Gran Loggia intesa come Grande Oriente degli Stati Uniti d'America nella sua totalità è invece francese.
Questo perché l'America è una repubblica, non è una monarchia, e per staccarsi totalmente dalla monarchia inglese ha dovuto essere finanziata e supportata dal Grande Oriente di Francia. Da qui si evince anche uno dei motivi per cui ancora oggi nelle guerre, lo stiamo vedendo anche in Ucraina, in coordinamento all'interno della NATO, i soldati francesi riescono a captare prima le informazioni dal Pentagono americano rispetto a quelli inglesi, proprio perché c'è un legame diretto tra massonerie francesi rispetto a quelle inglesi, che vengono lasciate un po' più da parte rispetto a queste ultime. Quindi questo scontro c'è anche all'interno della stessa NATO e dello stesso patto atlantico. Grazie. Prego. Se ci sono altre domande io lascerei intanto spazio ad alcune domande, se ci sono. E intanto capire tu che tipo di massone sei. Cioè. Io faccio parte della massoneria inglese, sì. E tra l'altro non ho problemi a dirlo, sono il maestro venerabile di una loggia inglese proprio nel territorio italiano e in particolar modo nel castello di Morsasco, dove ci riuniamo 4 volte all'anno come è da tradizione in Inghilterra, perché gli inglesi, a differenza dei massoni francesi in Europa, si riuniscono solamente a livello rituale 4 volte all'anno. Questa è già un'altra differenza tra massoneria inglese e massoneria francese. Cosa significa a livello rituale? A livello rituale vuol dire, allora ecco, entriamo più nello specifico su in generale la ritualità massonica, sia in ambito francese che inglese. La ritualità massonica non ha nulla a che fare con la religione, intanto, come dicevo anche prima. Cioè, utilizza simboli religiosi, o alchemici, o cabalistici, o di vario tipo, per attivare quella parte alta della mente che è più irrazionale rispetto a quella parte più intellettuale, che invece è legata allo studio, ai lavori magari razionali. Questo perché? Perché appunto il rituale massonico funziona un po' come nelle pubblicità. Cioè le pubblicità intaccano con dei messaggi subliminali la parte alta della mente per indurci a comprare un prodotto. Nello stesso modo agisce il rituale massonico, chiaramente però in maniera invertita. Lo scopo non è chiaramente andare al supermercato per comprare prodotti, ma per cercare di attivare quella parte alta della mente che Jung definiva il vero io, cioè il sé più profondo del nostro cervello, no? E quindi è un processo pienamente simbolico e junghiano, se vogliamo. Ecco, la massoneria è precisamente questo, cioè tramite la ripetizione di un rituale, dove all'interno ci sono dei simboli, lo scopo è quello di attivare appunto una parte alta del cervello, che non è quella razionale. Questo è lo scopo della massoneria, proprio a livello pratico, concreto. Poi l'utilizzo che fanno i massoni singoli di queste tecniche è tutto un altro discorso. Prima io alludevo alla pubblicità e al marketing, non a caso, perché appunto molte volte si utilizzano certe tecniche massoniche anche nel marketing, ovviamente. Sì, vedo delle mani alzate, sì. Che grado sei, però? Allora, questa è un'altra distinzione della massoneria. La massoneria inglese finisce al 3° grado massonico, proprio perché è tradizionalista, cioè non riconosce i famosi 33 gradi come vediamo. Esatto, quando vedete 33 gradi, che li leggete su internet, parliamo di massoneria francese, sempre esclusivamente francese. Cioè per noi massoni inglesi la massoneria è quella tradizionale degli scalpellini, quindi finisce con apprendista, compagno d'arte o di mestiere e maestro muratore. Questi sono i 3 gradi massonici iniziatici della tradizione, non ve ne sono altri, proprio perché non è una gara di sfoggiare chi ha il grado più alto, chi deve amministrare, diciamo, più potere rispetto ad altri. Questa è una grossa differenza rispetto alla massoneria francese, dove dopo il 3° grado massonico, quello di maestro, si approfondisce e si accede a dei riti, i riti massonici, che la massoneria inglese non ha. Ecco, questa è un'altra distinzione importante da comprendere quando si parla di massoneria. Cioè la differenza tra ordine e rito. L'ordine a livello massonico, quando si dice un ordine massonico, cioè una gran loggia, riunisce i 3 gradi massonici, apprendista, compagno e maestro, come ho detto. E questa è la tradizione massonica classica, che chiaramente hanno anche i francesi. Cosa hanno però i francesi di diverso dagli inglesi? Hanno una sovrastruttura a livello iniziatico, che noi inglesi definiamo controiniziatica, perché è una piramide sopra un'altra piramide più piccola. Cioè una piramide di gradi massonici che arriva dal 4° grado fino al 33° grado. Questo è chiaramente un sovrappiù, che si regge con un altro rito, che non è il rito emulation, ed è il rito, prima dicevo del rito emulation, che è proprio della massoneria inglese. Il rito più diffuso al mondo che utilizza la massoneria inglese invece è il rito scozzese antico accettato. Quando quindi voi sentite parlare di 33 gradi, stiamo parlando del rito scozzese antico accettato. Napoleone, per tornare solo al discorso di prima, utilizzò il rito scozzese come instrumentum regni, cioè come diffusione del proprio impero.
cioè iniziò a fagocitare dentro la massoneria inglese intere armate del suo esercito e interi uomini politici di paesi vicini al suo impero. Quindi iniziò a utilizzare per primo la massoneria come strumento militare e politico di dominio. Prego. Prima il signore che già parlato. Perché si occupa del potere la massoneria? Dal momento che lo scopo dovrebbe essere elevare la persona, quando è che avviene questo collegamento col potere? Perché si occupa e da chi lo attinge il potere? Allora, come dicevo prima, il passaggio tra operativi e speculativi, cioè tra gli scalpellini, muratori che la facevano le cattedrali, e quelli che iniziano a occuparsi di cultura, di scienza, facevo il nome di Isaac Newton e di altri scienziati dell'Invisible College, danno già un apporto scientifico, diverso rispetto a quello precedente. Purtroppo però poi le logge massoniche lungo i secoli dell'età contemporanea non sono stati abitati solamente da Isaac Newton o da Boyle, fondatore della chimica, ma all'interno sono subentrati anche personaggi che hanno iniziato a utilizzare le tecniche massoniche per scopi differenti, molto lontani dalla spiritualità degli scalpellini che edificavano costruzioni verso l'alto, verso il divino. Iniziarono invece a utilizzare le tecniche che dicevo prima, che sono presenti anche nella ritualità massonica, per manipolare le masse, per condizionare quindi le economie, i sistemi e creare sovrastrutture di potere che eliminassero, diciamo, le particolarità singole delle persone. Chiaramente queste persone che si autodefiniscono illuminati anche dal rito di iniziazione, sono convinti di fare del bene all'umanità. Poco importa se poi ci sono di mezzo dei sacrifici umani e delle grosse misure economiche di contrasto contro le popolazioni. Questa gente chiaramente, con la scusa di diffondere i diritti della rivoluzione francese e dell'illuminismo, ha soppiantato la vecchia aristocrazia dell'antico regime medievale con una nuova aristocrazia, che è un'aristocrazia bancaria e industriale. E chiaramente i banchieri industriali all'interno delle logge, con quell'antico sapere, utilizzano le tecniche massoniche non, come diceva lei giustamente, per accrescere lo spirito individuale, perché questo dovrebbe essere semplicemente il lavoro massonico. Il perfezionamento dell'uomo finirebbe lì, non c'è altro. È chiaro che però queste tecniche, utilizzate per manipolare le masse, vengono invece veicolate per indirizzare la storia e la società verso una direzione. Ed ecco che quindi usciamo dallo scopo primitivo che era quello della massoneria. Prego. Mi collego a queste cose, perché io ho letto alcune cose che vorrei sapere perché si è. Allora, alla base, chiunque può entrare nella massoneria con qualsiasi credo, cioè cristiano, cattolico, cioè buddista, qualsiasi religione. Quando però sali di livello, parliamo del 33 livelli, che conosco un po' quello, no? Quando arrivi al 32esimo, 33esimo livello non prendi più il tuo Dio, ma secondo alcuni, poi mi dire tu se è vero, e c'è scritto che è così però, secondo alcuni pregano Satana, cioè adorano Satana, Lucifero e Satana. Se vuoi dirmi qualcosa se... Sì, assolutamente. Allora, intanto occorre fare un passo indietro, cioè comprendere le dinamiche che portano un massone, no, tramite l'iniziazione ad avanzare di grado, no? L'avanzamento è un avanzamento simbolico, come dicevo, rituale, quindi i gradi non vanno intesi come nell'esercito, dove i maestri comandano i compagni o gli apprendisti, per intenderci. Così come un 33esimo grado non dovrebbe utilizzare il suo grado per comandare i massoni sottoposti. Utilizzo però il non dovrebbe proprio perché invece purtroppo molte volte accade. Tornando invece alla domanda specifica, parliamo intanto di due massonerie diverse. Allora, la massoneria inglese accetta tutti i culti religiosi. La massoneria francese li accetta a patto che però poi fondamentalmente si promuova l'ateismo. Quindi in realtà già dal primo grado massonico la massoneria francese promuove il grande architetto dell'universo. Che cos'è questo grande architetto dell'universo? È una figura, diciamo, simbolica anche questa, dove tu all'interno ci puoi mettere il Dio che vuoi tu. Il problema qual è però? Che eliminando l'aspetto trascendente, cioè quello metafisico che va oltre la materia, la massoneria francese propone di fatto una piramide tronca, cioè una piramide che poi non ti connette realmente verso l'alto, verso il divino. Ed ecco che arriviamo quindi, anche alla sua domanda, sugli ultimi gradi del rito scozzese utilizzato dai francesi, si tende non tanto a rinnegare la religione, quanto a riemulare un rito templare, perché immagino alludesse al bafometto anche dei templari che è presente in quei riti,
ma è legato chiaramente all'ideologia illuminista, di sbeffeggiare la Chiesa, il potere e di conseguenza anche la religione che crede a un Dio. Però questo, ripeto, fa parte solamente della massoneria francese. Cioè la massoneria inglese ha rotto nel 1877 con quella francese proprio per questo motivo, cioè proprio perché nell'ultimo grado massonico del rito scozzese si tende ad andare contro appunto tutta la tradizione medievale legata quindi al culto di un dio, di una visione trascendente della vita. Quindi anche in questo c'è una grossa spaccatura tra le due massonerie. Bisogna poi aggiungere un'altra cosa: il rito scozzese antico ha accettato negli ultimi gradi un rito templare, dicevo. Da dove deriva? Paradossalmente l'hanno inventato i gesuiti, questa è un'altra cosa che pochi sanno. Uno dirà, ma cosa c'entrano i gesuiti che perseguitavano i miscredenti, gli eretici con i massoni? Beh, c'entra e come? Perché la massoneria francese, prima di essere illuminista, era sostenuta dai gesuiti. E quindi il rito scozzese antico accettato, che ha degli elementi templari nella sua ritualità, è stato fortemente sostenuto e in parte anche inventato dagli stessi gesuiti. Cioè i gesuiti hanno utilizzato la massoneria francese per andare contro la corona inglese. La corona inglese con la sua massoneria promuoveva appunto una massoneria legata più alla tradizione. I gesuiti invece che cosa fanno? Iniziano a introdurre elementi templari nella massoneria europea francese proprio per creare la prima spaccatura con l'Inghilterra, perché non dimentichiamo che la corona inglese all'epoca non era riconosciuta dal Papa. Noi dovremmo aspettare l'attuale regina Elisabetta II per avere un riconoscimento nei primi del Novecento tra la Santa Sede e la corona inglese, perché per il Vaticano, per la Santa Sede, i re d'Inghilterra erano re illegittimi, perché erano anglicani, non erano cattolici. E quindi da Enrico VIII in avanti, fino all'attuale regina Elisabetta, la Chiesa non ha mai riconosciuto questa, né la massoneria inglese né tantomeno l'istituzione monarchica. Quindi che cosa è successo? Che i gesuiti, per andare contro l'istituzione monarchica inglese, hanno sostenuto la massoneria francese, appunto promuovendo questi riti paradossalmente anche molto lontani dalla dottrina cattolica, ma proprio per creare già questo primo scontro, questa prima divisione, che poi arrivato l'illuminismo ha aumentato ancora di più. L'illuminismo, essendo legato quindi a un ateismo, a una visione diffusa o prevalentemente deista se non atea, ha in qualche modo iniziato a creare una spaccatura profonda con la massoneria inglese. Ecco. Quindi questo spero di aver risposto un po' più nello specifico. Ancora una domanda? Certo. Perché mi hai parlato di inglesi e francesi, giusto? Ma la Germania? Io so che gli illuministi sono nati nel 1300 qualcosa, 1373, qualcosa del genere, da un marchese e da un generale tedesco. Beh, allora, la massoneria ti riferisce a quella della stretta osservanza templare? Penso di sì. E gli illuministi che dicono loro che è perché sono illuminati dalla luce di Lucifero. Allora, ecco, sugli illuminati bisogna aprire un'altra piccola parentesi. Ecco, perché ho sentito parlare di illuminati anche per questo. La Germania oggi a livello massonico, un po' come l'Italia, è brutto da dire, non conta assolutamente nulla, nel senso che ci sono delle massonerie appunto o francesi o inglesi o legate alla NATO, quindi filoamericane, quindi in qualche modo abbiamo una struttura completamente sottomessa. La Germania invece dei primi del Settecento era un'altra Germania, chiaramente. C'era intanto lo Stato prussiano che era molto forte ed era in ascesa, e di conseguenza lo stesso Federico di Prussia era un massone. Però attenzione, anche qui i prussiani sono sempre stati molto ambigui. Ufficialmente, per legami anche di parentela, erano legati alla massoneria inglese, anche perché le corone erano imparentate, però a livello massonico la massoneria prussiana, essendo continentale, ha sempre avuto rapporti con la massoneria francese, e aggiungo con i gesuiti, e a qui arriviamo ai gesuiti, di cui Adam Weishaupt, che fondò in Baviera i famosi Illuminati di Baviera. Era un gesuita, il fondatore degli Illuminati. Quindi da qui si chiude il cerchio. I gesuiti hanno sostenuto la massoneria francese, quella continentale a livello europeo, in un'ottica anti-inglese. Poi, vedendo che queste logge non riuscivano a essere molto pervasive, molto forti, allora ha creato un rinnovamento della massoneria, gli Illuminati. Gli Illuminati sono nati in Baviera con l'idea di ripristinare i vecchi ideali massonici, però promossi dai gesuiti chiaramente, per eliminare completamente le forme monarchiche. Quindi l'idea, e il primo esperimento ce l'abbiamo ancora oggi in Paraguay, la prima repubblica fondata dai gesuiti, dove gli Illuminati di Baviera insieme ai gesuiti appunto promossero proprio queste forme di autonomia repubblicana in un'ottica anti-monarchica e quindi anche anti-inglese.
Quindi, per rispondere alla tua domanda, chiaramente sono i gesuiti che sono intervenuti trasversalmente per accentuare la spaccatura tra massoneria inglese e massoneria francese. Lo hanno fatto anche in Germania, creando gli Illuminati di Baviera, appunto. Prego. Sì. E i grandi banchieri come li mettiamo in tutto questo? Allora, i grandi banchieri, dal momento che intanto hanno una prospettiva cosmopolita, quindi non legata a un singolo Stato, ma internazionalista e cosmopolita, chiaramente sono legati al Grande Oriente di Francia e alla massoneria francese. A questo però va aggiunto un altro piccolo pezzo del quadro. Chiaramente a livello storico vi ho parlato di una grossa spaccatura tra francesi e inglesi, che esiste ancora oggi. E ancora oggi sono le uniche due massonerie che contano nel mondo. Tuttavia però l'elite della massoneria francese a un certo punto, non avendo più una nazionalità ben definita, perché il mercato ha iniziato a essere sempre più liquido e transnazionale, ha iniziato a creare delle strutture massoniche parallele alla massoneria francese, che chiaramente hanno legami, che chiaramente sono supportate, ma che però hanno iniziato a promuovere un tipo di ideale non solo più illuminista e francese, in un'ottica anti-inglese, ma hanno iniziato a promuovere un modello di mondo retto solamente dal mercato, dalla finanza, quindi un modello di mondo liquido. Queste sono delle massonerie parallele, sempre legate chiaramente alla Francia e mantengono un legame con la Francia. L'esempio ce l'abbiamo adesso in questi giorni, in Francia c'è il ballottaggio tra Le Pen e Macron, sono già scese in piazza le logge francesi dicendo di votare Macron, quindi più evidente di così direi che insomma... Però chiaramente Macron è sostenuto, come sappiamo, anche da organismi sovranazionali, di cui ci sono delle logge appunto parallele, fatte proprio e composte da banchieri che non vogliono essere identificati in una massoneria nazionale. Per fare un esempio, il Mario Draghi o il Mario Monti della situazione non ha molto interesse a far parte di una singola loggia italiana, francese, tedesca, lussemburghese, eccetera. Ha bisogno invece di far parte di una loggia coperta, cioè di una loggia non identificabile a livello nazionale. E quindi promuove una visione molto più ampia rispetto a quella che esisteva invece un tempo anche solo tra Napoleone e il Duca di Wellington, anche perché da allora chiaramente è cambiato il mondo di conseguenza. Quindi i meccanismi sono un po' più complessi. Sì, prego. E le altre culture, visto che tutto nasce dalla cultura greca sostanzialmente, sì. Cina, per esempio, India, come sono in rapporto a questo discorso della massoneria? Allora, la Cina, vabbè, a livello esoterico iniziatico ha sviluppato tramite il taoismo una sorta di alchimia parallela rispetto a quella che conosciamo noi oggi in Occidente. L'alchimia cinese ha molti punti in contatto con noi, con l'alchimia e con gli alchimisti europei, però chiaramente si sviluppa in un contesto completamente diverso. Da allora però da lì non si è mai sviluppata una loggia massonica all'interno della Cina, soprattutto nell'attuale Cina comunista, perché il Partito Popolare Cinese ha un controllo assoluto e sono già loro le elite della società, non hanno bisogno di creare un'altra struttura parallela a livello piramidale. Questo però, attenzione, parlo della Cina comunista. La Cina, non dimentichiamo che nei primi del Novecento è stata dominata dalle potenze europee, coloniali, tra cui anche in piccolo quella italiana, che aveva una città di Tientsin che era una città che oggi fa anche 30 milioni di abitanti ed era una città sabauda, sotto il dominio quindi della monarchia sabauda. Ecco, allora, quando c'erano gli europei in Cina, queste logge, le logge europee sono arrivate come? Quindi a Shanghai, a Hong Kong soprattutto. L'attuale Hong Kong, essendo stata inglese fino al 1997, ha avuto massonerie inglesi e anche chiaramente la massoneria francese, che non manca mai. Stessa cosa l'attuale Repubblica di Cina, a Taiwan, che è una Cina un po' più isolata, però è una Cina anche più antica, che nasce anch'essa nei primi del Novecento. A Taiwan, ad esempio, ci sono delle logge massoniche, inglesi, americane e francesi. Quindi il contesto massonico cinese esiste laddove ci sono potenze occidentali che hanno un'influenza. Laddove invece c'è il controllo capillare del Partito Comunista Cinese, questo non lascia spazio a nulla. Chiaramente parlo però di un contesto asiatico, che è un contesto totalitario e totalizzante. Prendiamo ad esempio il caso di Cuba. L'isola di Cuba, che ha avuto e ancora tuttora con Raúl Castro un regime comunista abbastanza forte, non ha mai negato invece l'esistenza delle logge massoniche, che sono delle strutture parallele ma contigue al potere del Partito Comunista cubano. Quindi l'associazione regime comunista senza di massoneria non sempre è valida soprattutto nei contesti asiatici, dove il potere asiatico non tollera che ci siano ingerenze di alcun tipo, a livello parallelo. A differenza invece della storia europea e occidentale che appunto, come vi spiegavo prima, ha creato delle strutture parallele alle corti e poi alle repubbliche attuali. Prego.
Perché voi massonici non accettano le donne? Allora, in verità è vero in parte questo discorso, non è vero del tutto. Ma non c'è mai esistito, cioè io che sono una donna massonica. In realtà sì, ci sono le donne. Allora, qui c'è una grossa spaccatura anche sempre tra massoneria inglese e massoneria francese. La massoneria inglese accetta concettualmente le donne, a patto che però lavorino con un rituale pienamente lunare e non solare, cioè un rituale alchemico adatto appunto all'energia femminile, non a quella maschile, proprio perché la massoneria inglese tradizionalista tende a separare le due logge. Le logge che lavorano solo con un rituale maschile non possono essere mischiate con le logge che lavorano con un'energia femminile. Questo non per una discriminazione sociale o sessuale di genere, ma semplicemente perché sono energie alchemiche completamente diverse. Chi mira invece a pervertire questi due oggetti creando un genere unico, un genere, lo sappiamo ancora anche noi oggi in Occidente, la cultura del gender per esempio, che punta a creare una struttura ibrida, una sorta di rebis attuale, è proprio la massoneria francese. La massoneria francese invece mischia all'interno di un rituale solare, tra l'altro che è quello scozzese, molto cavalleresco, templare, mette donne e uomini insieme, creando anche delle storture a livello energetico alchemico non indifferenti. Inutile dire che questo crea anche delle storture a livello sociale, perché quello che avviene nelle logge a livello alchemico e promiscuo purtroppo avviene anche a livello sociale. E quindi questo modello un po' promiscuo che tende a unire i due generi è promosso soprattutto dalla massoneria francese. Quindi più che dire che la massoneria non accetta le donne, occorrerebbe dire che c'è una massoneria tradizionalista che distingue il rituale femminile da quello maschile, perché sono energie differenti, una è un'energia lunare e una solare, l'altro invece punta a mischiare tutto. E spero di averti risposto. Sì. Ma la psicologia moderna dice che il femminile, cioè in ogni persona esiste una parte maschile e una parte femminile. Dunque se io vado a caricare soltanto, non so, in un uomo la parte maschile, la parte femminile dove rimane? La ritualità massonica, maschile o femminile, ha al suo interno degli elementi comunque minori, sia lunari che solari, proprio per compensare e bilanciare questo aspetto energetico. Però un conto è creare un bilanciamento, un conto è mischiare invece energie completamente contrapposte, come quella lunare e quella solare. Abbiamo sia a livello biologico che spirituale una struttura differente, che è chiaramente complementare a livello armonioso e naturale, però chi la vuole invece unire, rendere una cosa sola, crea una perversione a livello chiaramente naturale e energetico. Volevo solo chiederti una domanda a terra, no? Allora, prima, perché si entra in massoneria? Perché come si diventa massoni? E sostanzialmente perché devo diventare massone? Per fare cosa? Cos'è che poi realmente va a influenzare? Tu stai parlando di quella inglese, a differenza di quella francese, che poi io non ho approfondito nulla in questi aspetti. Ora, innanzitutto mi interessa questo aspetto. Prima cosa, come si entra a farne parte, poi il motivo, la motivazione, e poi cosa realmente voi fate lì dentro, cosa, per influenzare che cosa, o se realmente riuscite magari a spostare equilibri o politici o quant'altro. E dico, sono all'oscuro di tutto, quindi una domanda. Certo. No, però è dettata dalla curiosità, giustamente. Allora, partiamo dall'inizio. Perché uno vuole entrare in massoneria? Beh, già qui c'è una grossa divisione, nel senso che ci sono più svariati motivi, no? Ci sono persone che lo fanno, sia uomini che donne, tra l'altro, che entrano in massoneria semplicemente per fare carriera e puntano, faccio un esempio, il profano che non è un massone musicista sa o ha sentito dire da qualche amico che in certi ambienti massonici di musicisti si fa carriera solo se si è all'interno di una loggia e allora entra in quella loggia per fare carriera tra i musicisti, faccio un esempio. C'è chi invece entra solamente per una crescita personale, culturale e spirituale. Quindi vuole creare una palestra di libero pensiero dove tramite il confronto di idee e la ritualità, come dicevo prima, il simbolismo, punta ad accrescere la sua persona, in un percorso, come dicevo, di crescita spirituale e metafisica. C'è chi invece entra per captare quelle tecniche, andare avanti, fare carriera nella società e cercare invece, sì, al di fuori chiaramente anche di un normale tempio massonico, di trovarsi con altri massoni per influenzare la società verso un senso. Quindi già solo il motivo per cui si entra in massoneria è molto diverso, cambia da una persona all'altra chiaramente. Diciamo che il motivo che dovrebbe essere quello comune a tutti è quello della crescita e del miglioramento individuale
Quindi non c'è la presunzione non solo di promuovere una religione, una verità, perché il massone coltiva il dubbio, non coltiva certezze, ma addirittura tramite questo dubbio dovrebbe accrescere la sua persona a livello spirituale. Lui soltanto, non dovrebbe incidere sulla società. Questo è già un peccato di superbia, di presunzione che alcuni massoni fanno, non tutti chiaramente. Quindi già qui c'è una separazione. Come si entra però? Si entra per cooptazione, cioè essendo una società iniziatica come tutte le società iniziatiche, quando tu conosci dei massoni o vieni a contatto con dei massoni, solitamente sono loro che ti propongono di dire mi piace come la pensi, secondo me saresti adatto per questa loggia, perché non entri e non vieni da noi? Dopodiché una persona ci pensa, passano dei mesi, fai altri incontri che vengono chiamate tegolature, cioè vieni tegolato, a livello, si dice a livello... Esattamente, ci si incontra, dopodiché poi si fa entrare appunto il profano con un rito iniziatico, però un rito di iniziazione. Che cos'è il rito di iniziazione? Questo non solo in massoneria, in generale. In tutti gli ambienti riservati a pochi, il rito di iniziazione rappresenta simbolicamente una rinascita, quindi un effetto di palingenesi, dove c'è una morte simbolica, ovviamente, non reale, e una rinascita altrettanto simbolica. Dicevo però, la differenza fondamentale tra la massoneria e le società iniziatiche del passato è che la massoneria non è un culto segreto o misterico, cioè non promuove una religione, una verità. Quindi l'iniziazione è altrettanto simbolica, non è un'iniziazione reale. L'iniziazione reale avveniva negli antichi culti misterici, ad esempio gli Eleusini dell'antica Grecia, dove lì davvero l'iniziato doveva superare delle prove fisiche reali, effettive. Nella massoneria rimane solamente l'aspetto simbolico. Sì, vedevo delle mani alzate. Solo una cosa, un parallelismo con i servizi segreti italiani. Come si è per capire cosa ne pensi? Beh, i servizi segreti italiani utilizzano a partire dai loro stessi simboli, e non solo quelli italiani, chiaramente dei simboli massonici. Intanto per il motivo che dicevo prima, molto banalmente, perché tutte le repubbliche e le monarchie costituzionali contemporanee sono state plasmate e influenzate dalla massoneria o francese o inglese. Quindi di conseguenza nei servizi segreti? Beh, i servizi segreti si entra per capacità e conoscenza. Bisogna avere una dote in più, chiaramente. A seconda però di quello che serve, chiaramente. Ma si cambia anche identità, si cambia quando si entra dentro la massoneria? Intendi identità come nome e cognome o la persona? In generale, sia nome e cognome che persona. Beh, no, cambia una specie di nascita. Allora, ci sono massonerie più tradizionali che, questo però attiene anche alle singole logge, che utilizzano il nome esoterico. Tra fratelli ci si chiama con un nome esoterico e non con il nome reale, il nome profano. Questo però lo fanno alcune logge, non tutte. Normalmente, proprio perché è un percorso simbolico, si lascia anche il proprio nome e cognome. L'importante è mantenere non tanto la segretezza quanto la riservatezza. Ecco, la massoneria è un'organizzazione riservata più che segreta di per sé. Detto questo, però, diverso è il massone che invece accede a servizi di intelligence, quello è un altro discorso. Ma è l'intelligence, non la massoneria, che per creare, diciamo, una copertura, anche a seconda dell'operazione che bisogna svolgere, muta anche l'identità, molte volte anche i connotati fisici della persona. Ah, una domanda. Sì? Vedevo altre, sì. Ma perché dovete tenere tutto molto riservato, tutto molto nascosto, perché avete tante cose da nascondere? Allora, la risposta è ni, intanto, nel senso, normalmente, come dicevo prima, essendo un percorso iniziatico, quindi un percorso legato a un ambiente esoterico, è un ambiente riservato a pochi. Questo non vuol dire però che è un club di gente che se la tira. L'ideale massonico inizialmente dovrebbe essere quello invece di persone che auspicano che tutto il mondo in qualche modo diventi massonico e che quindi di conseguenza non ci sia neanche più bisogno della massoneria, dal momento che tutti iniziano ad apprendere determinate tecniche massoniche. Qual è il problema però? Il problema è che non tutti a livello proprio energetico, a livello spirituale siamo uguali. Questa è l'altra grossa differenza con chi promuove ideologie magari progressiste, giacobine, che vorrebbe che tutti quanti siamo uguali a livello energetico e spirituale. Purtroppo non è così, lo abbiamo visto anche durante il periodo pandemico. Non tutte le persone hanno la stessa consapevolezza. Da qui nasce l'esigenza iniziatica di creare delle realtà ristrette per pochi, ma non per tirarsela.
semplicemente per cercare di influenzare tra quei pochi che inizialmente iniziano a comprendere qualcosa. L'auspicio è che questi pochi siano sempre di più, però, e che l'esoterismo diventi sempre più esoterico. Questo è l'auspicio. Questo in generale. Perché però ti ho risposto con ni? Perché chiaramente le massonerie di cui parlavo prima, cioè quelle legate ai gruppi industriali, bancari, chiaramente non hanno nessun tipo di interesse di condividere, quello sì, segreti all'interno di quelle logge, ma perché all'interno di quelle logge non si fa un percorso spirituale, si fa un percorso di movimenti energetici volti a influenzare le masse. Quindi lo scopo è completamente diverso. Allora lì sì che c'è la necessità del vincolo di segretezza addirittura per non far trapelare nulla. Però stiamo parlando di un altro tipo di massoneria, appunto. Come dicevo prima... È ancora massoneria quella? Inizialmente potremmo definirla massoneria, perché molte tecniche che vengono utilizzate sono massoniche, però chiaramente l'uso che se ne fa è controiniziatico. Cioè il mio punto di vista di massone è che molti miei fratelli, anche se hanno lo stesso rituale massonico, sono dei controiniziati. Cioè gente che utilizza quello che ha ricevuto dall'iniziazione per plasmare la società in un altro modello, che è diverso da quello sano, tradizionale e naturale, dal mio punto di vista chiaramente. Prego. Prego. Vai. No, senti, volevo chiederti se hai qualche informazione in più sui Rosa Croce. Sì. Perché negli studi mi è capitato più volte che anche nei libri di incontrare maestri di Rosa Croce e adesso sono alquanto confusa sui Rosa Croce. Volevo appunto qualche notizia in più. Allora, intanto occorre distinguere i Rosa Croce del 600, come dicevo prima, che sono quelli che hanno influenzato le logge massoniche. Ma intendo più quelli dell'Ottocento, fino all'Ottocento. Allora, quelli, esatto, infatti, quelli invece che nascono alla fine dell'Ottocento, ti riferisci alla Societas Rosicruciana in Anglia, per esempio, che è la più antica, ancora esistente tra l'altro, quella è una società contigua alla massoneria, cioè sono dei massoni, inglesi in questo caso, che hanno creato la Societas Rosicruciana in Anglia, cioè una struttura dove prevalentemente si approfondisce il discorso alchemico. Quindi sono dei massoni che utilizzano all'interno di una struttura rosacrociana dei progressi alchemici, chiamiamoli così, cioè degli esperimenti alchemici. Però anche lì lo scopo è prevalentemente quello di accrescere la persona spiritualmente. Inutile però negare che la massoneria inglese, essendo legata alla corte inglese, alla fine dell'Ottocento la Societas Rosicruciana in Anglia, a cui tu facevi riferimento, è stata fondata da personaggi come Wellscott, che era il medico di corte della regina Vittoria. Quindi parliamo di gente che già aveva una certa influenza, non c'è dubbio. Però stiamo parlando di un ambiente di nicchia, perché per accedere a quell'ambito rosacrociano a cui tu facevi riferimento, quello di fine Ottocento, è un ambito che prevede che tu non solo devi essere già un massone, ma devi essere già un maestro massone inglese chiaramente, non francese. E quindi solamente facendo domanda a quella società esoterica all'interno della massoneria inglese puoi accedere a un livello ulteriore, però è un livello che non punta a plasmare le masse, punta semplicemente a fare delle operazioni alchemiche. E quindi l'accrescimento è puramente alchemico. Questo per quanto riguarda la Societas Rosicruciana in Anglia, che è la società a cui tu facevi riferimento di fine Ottocento. Cosa succede però? Che nel corso del Novecento la massoneria francese creano anche loro delle strutture rosacrociane, chiaramente completamente in questo caso staccate dalla massoneria, dove può accedere chiunque, in teoria. Chiaramente però anche lì si ripropone lo stesso schema della massoneria francese, possono accedere uomini e donne chiusi nello stesso tempio rosacrociano, che non fanno solo alchimia ma creano un purpurri di tanti elementi, cristianesimo gnostico, cabala, quindi la confusione che immagino tu hai in questo momento è legata al fatto che queste sono tutte società neo-rosacrociane, che nulla c'entrano con la società rosacrociana originale, che a un certo punto è entrata nelle logge massoniche, cioè i massoni operativi che costruivano le cattedrali e i Rosacroce a un certo punto diventano una cosa sola. È lì che nasce appunto la massoneria speculativa, dall'incontro dei Rosacroce con i massoni operativi. E adesso l'informazione fa sembrare che siano tutti la stessa cosa e quindi ti rendi conto strada facendo che in realtà non è possibile che siano tutte lo stesso organismo, però nella banalità dell'informazione sembra quasi che per esempio Max Endel, che comunque pare che abbia fondato una parte dei Rosacroce, non ha niente a che vedere con quella inglese. No, assolutamente sono no. Quelle cose lì che uno rimane un po' stranito perché
cerca di capire quale possa essere il percorso di quella inglese e poi però si ritrova davanti un personaggio stimabilissimo per carità, ma che ha un approccio totalmente differente. Allora sembra quasi che la cosa non quadri, in realtà sono così diverse. Sono cose completamente diverse, perché infatti in una massoneria inglese tu devi essere, come dicevo, massone inglese maestro per accedere a quella realtà rosacrociana particolare. Nell'ambito francese invece nascono una serie di strutture, soprattutto in Europa, che si rifanno a società iniziatiche molto più antiche, che non esistevano più, tra cui i Rosacroce, i Neotemplari, le chiese cristiane gnostiche, la massoneria egizia addirittura, sono tutte invenzioni della massoneria francese. Dirò di più, anche la stessa società teosofica della Blavatsky nasce sotto spinta chiaramente della massoneria francese. La massoneria francese crea la società teosofica, dove a sua volta un grande teosofo che va in contrasto con la Blavatsky, con Anibesante, con Krishnamurti, che sono i padri, diciamo, di riferimento della teosofia, crea un'altra cosa, che è l'antroposofia, quella che forse tutti conoscete. Sto parlando di un certo Steiner, Rudolf Steiner, che però anche Rudolf Steiner, così come la Blavatsky, così come tutti questi iniziati in queste società, diciamo, create ex novo dal nulla, sono state in qualche modo create e plasmate dalla massoneria francese, cioè sono un derivato della massoneria francese. Ora, da qui a dire però che un rosacrociano di oggi, un neo-rosacrociano, un cristiano gnostico, un massone egizio, per dire, che fa massoneria in una povera bettola sperduta in campagna, dove cerca di fare... Cioè, chiaramente stiamo parlando di persone che non hanno non solo nessuna influenza, ma non hanno più neanche nessun legame con la massoneria francese, hanno un legame storico con la massoneria francese, ma sono dei prodotti derivati che non hanno più neanche un'influenza a livello sociale. Quindi anche qui occorre distinguere il massone che utilizza, diciamo, certe entrature, certe conoscenze per plasmare la società, rispetto invece a delle normali logge che fanno un percorso spirituale, iniziatico, volto all'accrescimento culturale. Prego. Dico, magari non c'entra niente, però ho sentito parlare tanto dell'Opus Dei, volevo sapere se c'è qualche legame con queste associazioni, con la massoneria. No, l'Opus Dei non dialoga con la massoneria nel suo insieme, perché l'Opus Dei rispetta rigorosamente la dottrina cattolica, e quindi, a differenza dei gesuiti che invece dialogano e entrano un po' dappertutto, l'Opus Dei assolutamente non può dialogare con la massoneria nel suo insieme. Anche qui però c'è un piccolo escamotage che si può utilizzare. L'Opus Dei dice sempre: non dialoghiamo con la massoneria nel suo insieme, però dialoghiamo con i singoli massoni. Soprattutto, è inutile negarlo, con i massoni che hanno una visione un po' più conservatrice e tradizionalista. Penso ad esempio alla massoneria inglese, che trasversalmente, tramite la Chiesa anglicana, dialoga anche con l'Opus Dei. Chiaramente non lo fa come istituzione nel suo insieme, ma mandando singolarmente degli elementi della Chiesa anglicana, che magari sono anche dei massoni inglesi, chiaramente sono all'interno, dialogano con l'Opus Dei. Prego. Sì. Perché io ho detto questo e bisogna vedere bene, ma comunque lui diceva che al di sopra dei gruppi di potere, parlando tutti i tipi di massoneria che dicevi tu, ci sono delle entità energetiche. Nel senso che non è, uno pensa che sono delle persone importanti che governano il mondo. Secondo lui, da quanto ho capito io, come tu sei più esperto, non sono le persone normali che gestiscono la situazione del mondo. Poi magari questa massoneria di loro litigano, però alla fine chi comanda non sono le persone fisiche, ma qualcos'altro. Dimmi tu se può essere vero. No, questo, cioè, allora, Steiner, intanto l'antroposofia in generale, così come la teosofia, perché promuove questo tipo di impostazione? Intanto perché la massoneria francese, no? E poi tutto il mondo, diciamo, spiritista, occultista, in generale anche anticlericale, che ruotava intorno all'illuminismo francese, ha promosso un po' queste idee. C'è l'idea che ci siano entità, spiriti o alieni che possono in qualche modo influenzare la massoneria stessa. In modo molto drastico il diavolo, Satana. Anche Satana, cioè, allora, entriamo chiaramente in un'entità metafisica che però non è... Cioè, la massoneria francese nel suo specifico rigetta qualunque cosa che possa essere metafisica, perché accetta solamente la parte materiale. Chiaramente da qui però a dire che quindi c'è un'unica entità che governa il mondo, che governa la stessa massoneria, io personalmente tendo a non crederlo, perché questo non spiegherebbe il motivo per cui per secoli la massoneria inglese e quella francese si sono fatti anche la guerra tra di loro. Però alla fine però si fanno delle cose in linea con quello che vogliono sopra, secondo me.
Ma come tutti i gruppi di potere, a volte... Blavatsky parlava giusto di quello, Blavatsky parlava di Satana, di Lucifero, di però entrati per di loro in questo modo. Esatto, però bisogna anche porsi la domanda perché la Blavatsky parlava di quello, perché veniva anche da un contesto culturale come quello russo e poi quello francese, dove quello russo c'era una forte presenza cristica, soprattutto c'erano delle sette cristiche, da cui anche lo stesso Rasputin deriva, che in qualche modo promuovevano un tipo di cristianesimo primitivo, dove bisognava allontanarsi dalla vita comoda per scongiurare influssi demoniaci. Quindi questo è l'ambiente da cui deriva la Blavatsky. La Blavatsky poi però va a vivere in Francia, cioè cresce in un ambiente tipicamente continentale illuminista e quindi concilia da un lato quell'aspetto originale dove vede un po' il demonio ovunque, che è tipico della tradizione ortodossa soprattutto e di tutte le sette che si sono create nelle steppe, e dall'altro concilia quell'elemento invece illuminista e anche anticlericale che invece vedrebbe la presenza di spiriti o di entità anche sovrannaturali che in qualche modo possono intaccare sullo Spirito Santo, su elementi tipici della Chiesa cattolica. Quindi la Blavatsky, a mio giudizio, è stata a sua volta influenzata da elementi culturali esterni, però da qui a dire che quindi il pensiero della Blavatsky sia pienamente veritiero, a me personalmente lascia qualche dubbio, ma come ho detto dall'inizio, la massoneria non ha verità, cioè non ha certezze da promulgare, quindi qualunque tesi è ben accetta. Chiaramente però bisogna poi dimostrarla, con la prova poi del 9 ovviamente, questo è quello che io dico sempre. Io volevo invece chiederti questo, ma è ormai 1 anno e mezzo che nel gergo, diciamo, quotidiano si sente e si affibbia solitamente a quella persona la parola massone, che molte volte io leggo e trovo in eccezione negativa, mai in eccezione positiva. In questo periodo storico, questo come lo leggiamo? Cioè noi comuni mortali, che sentiamo dire che il Papa è un massone, ma come? Perché questo si sente adesso, e questo è diventato un linguaggio comune in questo momento. E come si affidia lo stesso nome a Mario Draghi e a molti altri personaggi anche minori. Allora ti chiedo, ma noi che siamo più imbecilli, non so, buttare la terra, queste terminologie che non sono date a caso, cosa ci possono far scaturire per essere un pochino meno trascinati dagli eventi, ma consapevoli anche del linguaggio che viene utilizzato? Beh, allora, intanto occorre fare ordine. Purtroppo in Italia non solo si fa un uso improprio di molti termini, sia politici, sia religiosi, sia massonici anche, quindi si tende già di per sé a mischiare tutto, no? E dal momento che c'è un'accezione negativa di una cosa, una persona tal dei tali automaticamente diventa satanista, massone o nazista, cioè qualunque cosa possa essere associabile al male rispetto al bene, no? Quindi questo è un atteggiamento manicheo di tutti i poteri e i gruppi della storia, no? Che hanno visto persone che in qualche modo possono essere o scomode o, nel caso invece del popolo, contigue al potere come il male, no? Quindi questa è una semplificazione che viene fatta non solo in quest'epoca ma in tutte le epoche. Personalmente, per rispondere però più nello specifico alla tua domanda, perché la massoneria viene vista male in Italia soprattutto e perché c'è quindi un'accezione negativa? Il mio modesto parere è di natura storica. Ci sono due grosse realtà che hanno in qualche modo influito negativamente sull'opinione massonica e su quello che si ha della massoneria. Allora, la prima cosa è chiaramente la presenza abbastanza ingombrante della Chiesa Cattolica, che chiaramente, vedendo la massoneria come un rivale, addirittura come colei che ha promosso in parte l'unità d'Italia a suo discapito, è chiaramente vista come fumo negli occhi. Quindi già solo una certa propaganda clericale, ecclesiastica contro la massoneria ha già di per sé fatto associare la massoneria al demonio, al maligno. E questa è già un'associazione che viene fatta perché abbiamo la Chiesa Cattolica. Chiaramente però questo non basta. Oggi noi viviamo in un'epoca dove non è che siamo tutti cattolici, anzi viviamo in una società fortemente secolarizzata, dove appunto la Chiesa non ha più l'influenza, vorrebbe averla, ma non ha più l'influenza che aveva nel Medioevo. Quindi qual è l'altro elemento che chiaramente ha danneggiato la reputazione della massoneria italiana rispetto alle altre massonerie? Chiaramente lo scandalo della P2. Lo scandalo della P2 negli anni '80 è stato un po', diciamo, uno spartiacque tra quello che avveniva prima e quello che avvenne poi dopo. Cioè oggi tutto ciò che è massoneria viene riportato costantemente alla cospirazione di Licio Gelli, che anche lì occorrerebbe approfondire magari un minimo.
Come nasce intanto la Loggia Propaganda 2? La Loggia Propaganda 2 intanto, quando parliamo di questo, dobbiamo parlare di una loggia del Grande Oriente d'Italia, quindi non di tutte le obbedienze massoniche di tutti i massoni italiani, ma solo di un contesto specifico. Il Grande Oriente stesso negli anni ha preso chiaramente le distanze dalla Loggia Propaganda 2, dalla P2 di Licio Gelli. A questo però va aggiunto un piccolo particolare. La Loggia Propaganda 2 è una loggia coperta, era una loggia coperta. Che cos'è una loggia coperta? La loggia coperta, come lo era la Propaganda 1, quella a cui la P2 si rifaceva, è una loggia dove al suo interno, essendoci generali, capi di Stato, uomini influenti, chiaramente queste persone non hanno il piacere di vedersi degli elenchi scritti con il loro nome e cognome. Ed ecco quindi che le istituzioni massoniche lungo l'età contemporanea hanno creato delle logge coperte. Da qui lo scopo di Licio Gelli di creare una nuova loggia coperta italiana, la Loggia Propaganda 2. Coperta vuol dire anonima? Coperta vuol dire anonima, cioè i presenti devono essere anonimi anche agli occhi degli altri stessi massoni. Quindi i fratelli anche del GOI, del Grande Oriente d'Italia, non erano pienamente a conoscenza delle personalità all'interno della Loggia P2, perché tu in quella loggia non potevi accedere tranquillamente come nelle altre logge, ma accedevi con degli inviti particolari, chiaramente legati a Licio Gelli principalmente. Cosa ha creato però Licio Gelli? Ha creato una struttura che con la massoneria a un certo punto però c'entrava abbastanza poco, perché gli elenchi della P2 parliamo di migliaia di iscritti, di fratelli iniziati a fil di spada a Roma nell'hotel Wells in Excelsior. Però nell'hotel Excelsior di Roma è impensabile vedere fiumi di persone riunirsi tutti all'interno di una stessa stanza, di uno stesso tempio. Quindi è evidente che non stiamo parlando di una loggia massonica normale, stiamo parlando di una struttura parallela a un certo punto alla massoneria, che è diventata parte dello Stato italiano di allora, in un certo senso. Però bisogna anche porsi un'altra domanda. La demonizzazione della P2 di Licio Gelli, che cosa vuole anche dire? Perché chi ha promosso la demonizzazione e l'attacco della P2? Chi voleva colpire, dal momento che all'interno della P2 c'erano uomini della Gladio, uomini dello Stato, uomini dei servizi segreti, generali? Forse voleva colpire una grossa parte dello Stato italiano stesso, perché indebolire la massoneria italiana in quel momento, in un momento in cui era così contigua con lo Stato stesso, voleva dire ridimensionare l'Italia e la massoneria italiana in un contesto globalista internazionale, che forse avrebbe visto poi negli anni una serie di riforme economiche e politiche che vedevano l'Italia pronta poi a inserirsi in contesti sovranazionali. Faccio un esempio, l'Unione Europea fra tutti, no? Qualche anno dopo. Quindi forse si voleva preparare un altro tipo. Anche Malinquita, se vogliamo. Assolutamente. Non è un caso che l'organo, diciamo, che ha promosso più di tutti gli attacchi, sia durante Mani Pulite, sia durante lo scandalo della P2, è sempre Repubblica. Ora, io non voglio da qui vedere per forza un complotto, una dietrologia, però è abbastanza evidente che certi personaggi che scrivevano e che scrivono ancora su Repubblica sono gli stessi che promuovono certi valori e certi ideali, cioè l'idea di una società liquida, una società sempre poco influente a livello tradizionale, sempre più incentrata sulla nazione, sempre più incentrata su organismi sovranazionali. Quindi l'utilizzo, diciamo, della stampa, dei mezzi di informazione per colpire la P2 mi verrebbe da dire che forse è stato utilizzato per promuovere un altro tipo di disegno. Mi verrebbe da dire che è stato colpito un nuovo ordine italiano che voleva creare Licio Gelli, forse per promuovere un altro tipo di ordine continentale o mondiale, a discapito di quello italiano. Quindi magari il suo progetto non era poi così, bisognava indagare bene. Esatto, forse bisognerebbe approfondire meglio anche lo stesso progetto della Loggia Propaganda 2 e capire magari quali fossero poi i reali obiettivi, no? Interessante notare che all'interno della P2 c'erano uomini, ad esempio, come il cardinale Ottaviani, che era uno dei grandi oppositori del Concilio Vaticano II, cioè quel concilio che ha abolito non solo la messa in latino, ma ha creato i presupposti di una Chiesa sempre meno aderente, diciamo, a una certa tradizione, sempre più vicina a una visione gesuitica, che potremmo associare al discorso che facevamo prima, quindi molto vicina anche alla massoneria francese. Ma e questi di Repubblica potrebbero essere di nuovo dei massoni, tra virgolette, o sono solo degli stati? No, molti promuovono certi valori senza per forza essere dei massoni. Okay. Cioè ci sono anche delle realtà paramassoniche o delle realtà che non sono massoniche per niente, ma che però influenti.
Beh, che No, però... influenti di una P2. Beh, assolutamente sì, anche perché ci sono organismi internazionali che li finanziano, chiaramente. Ok, quindi ritorniamo. Cioè un gruppo come quello degli Elkan, per non fare nomi, ha abbastanza influenza sulla stampa italiana, detiene diversi giornali, dal secolo XIX fino a riviste specialistiche, e non solo italiani, no? L'Economist è un altro esempio, per esempio. Quindi parliamo di che cosa? Di uno Stato nero? Cioè, in quel caso lì, quindi, allora, queste strutture sovranazionali che vogliono questa cultura gender, questo fluido. Gender fluid, esatto. Gender sì. fluid, quindi, di che natura sono, allora, a questo punto, mi chiedo? Beh, sicuramente sono molto più vicine, tornando al discorso di prima, a una massoneria di tipo francese, su questo non c'è dubbio. Cioè, come dicevo prima, istituzioni come l'Unione Europea, l'ONU, sono state chiaramente promosse dal Grande Oriente di Francia. E ancora oggi la campagna di Macron è pubblico, non è un segreto, è sostenuta dal Grande Oriente di Francia. Il Grande Oriente di Francia ha chiamato il presidente uscente Macron nel proprio tempio e l'ha invitato a un dibattito pubblico con i fratelli, pubblico tra virgolette. E quindi capite che c'è una relazione molto evidente, anche nemmeno tanto nascosta in un certo senso. E quindi è evidente che certi gruppi di potere o certa carta stampata che promuove certi politici o certe iniziative è chiaro che è legato a un certo mondo massonico rispetto a un altro. Prego, vedevo delle mani. Sì, c'è la possibilità che con questa impostazione si riesca a dare una risposta un po' a tutti gli eventi, anche alla guerra che c'è adesso, allora si potrebbe impostare in questo modo. Da una parte c'è la massoneria francese, dall'altra c'è quella inglese. O sbaglio? La risposta in questo caso è ni, nel senso sicuramente c'è una contrapposizione abbastanza evidente tra quello che incarna in questo caso la Russia di Putin e quello che incarna l'Ucraina di Zelensky, supportato da tutto il mondo occidentale. È anche vero che però la massoneria, soprattutto quella inglese, dialoga abbastanza di nascosto con la realtà russa anche da diverso tempo. Soprattutto ci sono dei legami molto forti c'è una trattativa anche in corso, c'è stata anche in passato, tra la massoneria inglese e il Cremlino. Quindi in realtà se ufficialmente Boris Johnson e l'Inghilterra si unisce in maniera accorata a tutto quello che è lo schieramento filoamericano della NATO, in realtà la massoneria inglese tende sempre a dialogare con realtà tradizionali. Questo in verità è avvenuto anche col Terzo Reich di Hitler, no? Il Terzo Reich, c'era un certo Rudolf Hess, che era il numero 3 del Terzo Reich, che aveva grossi legami con la Golden Dawn. La Golden Dawn è un'altra realtà appunto rosacrociana di derivazione sempre inglese, di derivazione massonica inglese. Non è un caso che dei membri della famiglia reale inglese erano apertamente nazisti e avevano legami forti con la società del Vril e con la società Thule, che costituiscono l'ossatura esoterica anche nazista in un certo senso. Poi da qui a dire che la massoneria inglese promuova Putin o promuove il nazismo, chiaramente ce ne passa. Però che una certa realtà tradizionale dialoghi con altre realtà tradizionali, questo è sicuramente possibile. Sicuramente il Grande Oriente di Francia non dialogherà mai col Cremlino e con Putin, è chiaramente schierato con Zelensky e lo dice proprio apertamente. Cioè se la massoneria inglese a livello pubblico non prende nemmeno una posizione a livello politico, perché non può proprio farlo per statuto al suo interno, la massoneria francese invece fa iniziative politiche. E solamente dell'anno scorso che era stato creato un piccolo convegno a porte chiuse a Nizza del Grande Oriente di Francia, dove c'era un'iniziativa contro i sovranismi europei. Quindi è abbastanza evidente l'impegno politico di una certa massoneria rispetto a un'altra. A proposito di Russia, invece in Russia la massoneria, cioè Putin, se noi abbiamo comunque la massoneria inglese che a porte chiuse comunque cerca di avere un dialogo con Putin piuttosto che la massoneria francese, ma in Russia come realtà abbiamo una qualche forma di massoneria e da che parte è? Allora, anche qui la Russia, da quando c'è stata la dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi dopo il 1991, chiaramente si è aperta al mondo occidentale, di conseguenza anche alle logge massoniche. Se nel periodo sovietico la massoneria chiaramente era bandita come qualunque forma di potere alternativo o anche riunioni e congreghe varie, di varia natura, adesso la massoneria è tollerata all'interno della Russia. Chiaramente c'è massoneria e massoneria anche qui. Aprendosi al mondo occidentale, in Russia è arrivata sia la Gran Loggia dei Popoli della Russia, che è filo francese, sia invece la Gran Loggia di Russia, della Federazione Russa, che è legata invece all'Inghilterra, ma anche al Cremlino e a Putin.
È anche qui che si evince una certa ambiguità di fondo. Quindi da un lato la società russa, non essendo più comunista, è aperta a logge massoniche di vario tipo. Però anche qui troviamo la famosa dicotomia che troviamo in vari stati. Cioè la massoneria francese, che chiaramente è legata a un modello universalista, che si oppone quindi a un modello sovranista, e dall'altra invece una massoneria inglese o filo-inglese più legata anche al Cremlino e a Putin. Chiaramente però bisogna poi distinguere ancora il potere che esercita Putin e il Cremlino con i suoi oligarchi rispetto a queste due realtà massoniche che comunque hanno un ruolo marginale in Russia rispetto a quello che hanno in Italia. Cioè in Italia chiaramente la massoneria ha un ruolo diciamo molto più importante proprio perché è sostenuta da altri organismi sovranazionali. In Russia tutto questo viene molto meno e quindi chiaramente c'è un controllo maggiore da parte dello Stato rispetto a quello che avviene in Italia. Quindi la massoneria filo inglese diciamo che è un po' più tollerata, quella francese chiaramente è vista come fumo negli occhi, non c'è dubbio. Però al momento, nonostante la guerra in Ucraina, le due realtà massoniche, filo francese e filo inglese, sono assolutamente mantenute intatte, quindi non ci sono operazioni da parte del Cremlino contro queste massonerie. Sono presenti, anche se con meno influenza, ma sono presenti appunto. Sì, prego. No, a questo punto i signori di Davos. I signori di Davos bisogna distinguere appunto, come dicevo prima, gli appartenenti. No, appunto, voglio sapere da che parte tendono. Allora, intanto i signori di Davos è un'istituzione che in qualche modo prevede un incontro tra le parti, quindi in tutte queste parti ci sono chiaramente elementi, come dicevo prima, cosmopoliti, no? Industriali, bancari, che puntano ad avere un mondo sempre più privato della sovranità nazionale, sempre più inserito in contesti sovranazionali. E quindi questo, inutile dirlo, sono legati alla massoneria francese. Chiaramente però all'interno di un contesto come quello ci sono anche delle forze che cercano in qualche modo di controbilanciare certe tendenze, certe pulsioni. Non tutti gli uomini di Davos sono inseriti in un unico contesto, ci sono anche lì degli organismi contrastanti tra di loro e chiaramente anche la massoneria inglese vuole avere la sua voce in capitolo all'interno di un contesto di quel tipo. E non solo, anche prima della Brexit la Gran Bretagna era all'interno dell'Unione Europea, non perché promuovesse uno Stato unico europeo, chiaramente no, però proprio perché all'interno voleva cercare di incidere maggiormente su certi meccanismi, chiaramente prima poi dell'uscita irrimediabile poi della Brexit. Prego. Qualche altra domanda? Io. Prego. Elon Musk da che parte sta? Forse io intuisco qualcosa, però volevo una conferma. Come la massoneria? Allora, sicuramente un massone, però... Elon Musk è sicuramente legato all'intelligence e agli interessi del Pentagono americano, su questo non ci piove. Le sue dichiarazioni spesso dice una cosa, poi ne dice un'altra, è ambiguo, quindi non si capisce bene. Ma allora, il contesto massonico americano, come dicevo, è piuttosto particolare, perché, come dicevo prima, a livello di singoli stati abbiamo un legame con l'Inghilterra, a livello nazionale c'è un legame con la Francia. Chiaramente, come dicevo prima, chi ha una visione cosmopolita, chi vede un mondo senza barriere, senza confini, chiaramente è molto più vicino e sostenuto dalla massoneria francese. Quindi io personalmente vedo pochi legami tra Elon Musk e un mondo tradizionale, monarchico inglese, legato quindi alla sua massoneria. Quindi chiaramente Elon Musk lo vedo molto più vicino alla massoneria francese. Da qui però a dire che Elon Musk è un membro del Grande Oriente di Francia, chiaramente ce ne passa, ecco, questo lo escluderei. Che però invece sicuramente può avere dei contatti e non solo dei contatti, questo sicuramente sì. Perché lo vedo spesso in contrasto anche con la massoneria tradizionale che adesso ha, quella francese. Spesso se ne esce con delle dichiarazioni che ti fa pensare che sia dall'altra parte o che magari sia un infiltrato, quindi era questo il dubbio. Beh, Elon Musk promuove chiaramente una sua politica visionaria che è quella di un progresso smisurato, cioè l'ideologia che muove Elon Musk è quella dell'ultrapositivismo, cioè l'idea che la scienza tramite la ragione umana non ha limiti, è uno strumento che può portare l'uomo ovunque. Questa visione chiaramente però è prettamente illuminista comunque alla base, quindi per forza di cose io la vedo legatissima alla Francia. Ma gli stessi Stati Uniti d'America, in quanto repubblica avversa alla monarchia inglese, sono per forza di cose legati alla massoneria francese. Poi che Elon Musk abbia delle sue idee originali che magari ogni tanto escono fuori dal coro,
può anche essere, quello è legato magari alla sua natura specifica di persona, però che lui faccia parte di un contesto completamente diverso rispetto a quello chiaramente mondialista, ecco, su questo io ne dubito, lo vedo invece molto legato a questo contesto. Sì. Mi viene invece da fare una domanda diversa sulle ultime cose che hai detto della Brexit. Mi è venuta una cosa su cui non avevo pensato finora, e cioè c'è stato un ruolo della massoneria inglese all'interno della decisione della Brexit, che è stata tra l'altro una decisione non travagliata, ma travagliatissima. Noi, quelli che abbiamo seguito, noi sovranisti, che abbiamo seguito anche con Patè Madani il travaglio di questa operazione, c'è stata magari una situazione di conflittualità, stava prevalendo una delle due correnti, e con il ruolo della massoneria inglese è curioso perché proprio l'Inghilterra ha fatto questo passo di Stato. Assolutamente. Direi, e aggiungerei anche, non è casuale che l'Inghilterra sia stata la prima a togliersi da una visione di questo tipo, proprio perché questa logica si inserisce perfettamente in quello che dicevo prima. Come diceva il signore, credo, pur adesso essendo invece in prima fila, tra le nazioni più di spicco, in prima fila con la NATO nella... Allora, non dimentichiamo che la massoneria inglese e quella francese nascono, come dicevo, in principio alleate contro dei comuni nemici che erano quelli dell'antico regime. Però è chiaro che poi la visione di mondo e di società è completamente diversa. Quindi tutto ciò che è legato al sovranismo, all'identità nazionale, al patriottismo, alla tradizione viene promosso e incentivato dalla massoneria inglese, ed è stato così per secoli, fino all'ultimo atto appunto anche della Brexit. All'interno della Brexit, soprattutto dei partiti conservatori che l'hanno sostenuta insieme a quelli sovranisti europei, chiaramente c'è un legame con la massoneria inglese. Dicevo però che è un legame non così palesato, proprio perché la massoneria inglese, a differenza di quella francese, non fa apertamente politica, anche se però chiaramente mantiene, anche tramite il legame stesso che ha con la corona inglese, mantiene delle relazioni politiche. Questo è impensabile pensare che non ci sia. Quello francese invece chiaramente si oppone a tutto questo, quindi è chiaro che è quello che invece si è opposto di più a tutti i movimenti legati alla Brexit e a tutti i movimenti che possiamo vedere ancora oggi in Italia. Per rispondere alla domanda anche che mi veniva fatta prima, come possiamo vedere certi movimenti associabili a una massoneria rispetto a un'altra in Italia? Beh, movimenti che promuovono chiaramente l'uscita dall'euro, è evidente, no? A questo punto da quale parte possono essere più legati rispetto ad altre? Sicuramente non sono legati al Grande Oriente di Francia, ecco, questo è evidente. Sì, prego. Ma tu dicevi allora che la massoneria inglese, vabbè, legata al conservatorismo, no? Come dire... Sì, che è una semplificazione, diciamo, però per semplificare il quadro. Ecco. Mentre quella francese, diciamo, alla globalizzazione transnazionale, eccetera. Però, e poi dicevi che in America sono presenti tutte e due, no? A livello di stati, quella inglese, a livello centrale e quant'altro, quella francese. Però non mi spiego perché da un punto di vista, diciamo così, geopolitico, gli inglesi e gli americani, i famosi anglo-americani, viaggiano paralleli, cioè sono fratelli e sorella, non lo so come definirli. Come mai? Cioè, è presente anche in Inghilterra una massoneria, diciamo, francese? Com'è che da un punto di vista appunto geopolitico sono così allineati e affiatati, però non sono giustificati a livello massonico, non è giustificato questo comportamento, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra? Allora, intanto, per rispondere all'ultima domanda, in Inghilterra non sono presenti massonerie di matrice francese, quindi c'è solo un'unica massoneria che è quella inglese, a differenza invece del contesto europeo mondiale dove sono presenti più massonerie. Gli Stati Uniti, come dicevo, nascono in maniera molto particolare, perché le singole colonie, i singoli stati che compongono gli Stati Uniti hanno per forza di cose, anche solo per legami militari, lo stesso Washington, prima di essere un militare americano, era un militare inglese, ed era stato iniziato in logge inglesi. Quindi per forza di cose c'è un legame anche diretto con la massoneria inglese, a partire dagli stessi padri fondatori.
Chiaramente però l'influenza della massoneria francese, nella sua forma anche repubblicana, nel tempo ha allontanato questi gruppi e il governo americano si è sempre di più avvicinato alla Francia. Tant'è vero che anche solo a livello simbolico, no? Pensiamo alla Tour Eiffel o altri simboli, no? Di Parigi come negli Stati Uniti, li troviamo presenti anche in entrambi i paesi, proprio perché c'è un legame illuminista tra queste due repubbliche fraterne, no? Mosse dall'ideale illuminista. E quindi in realtà noi, per semplificare, li chiamiamo anglo-americani, perché nel quadro, diciamo, di questa ambiguità tipicamente americana abbiamo elementi inglesi e elementi francesi. Però non dimentichiamo che in ambito anche NATO gli americani sono molto più vicini ai francesi rispetto agli inglesi in realtà, proprio perché c'è un'affinità di fondo tra questi due paesi. Questo è uno dei motivi per cui all'interno della sfera di influenza americana la Francia è quella che più di tutte, anche più dell'Inghilterra, può fare prevalentemente guerra addirittura. È l'unica che può intervenire. Cioè, noi è da qualche decennio che non vediamo più l'Inghilterra direttamente partecipe, se non tramite missioni appunto comuni con gli americani, invadere un paese africano. La Francia invece fino ancora a qualche mese fa è intervenuta in Mali, è intervenuta in Costa d'Avorio, è l'unico paese all'interno dell'Alleanza Atlantica che può muoversi con molta più libertà. Questo non è casuale, chiaramente. C'è un legame profondo tra i due paesi, a livello di intelligence, a livello di massoneria, di rapporto tra Pentagono ed esagono francese. Quindi questi elementi sono chiaramente in comune. Poi la comune origine con la madrepatria inglese comunque rimane, a partire dalla lingua, dall'affinità culturale e non solo. E quindi questo legame comunque ambiguo che ha gli Stati Uniti con l'Inghilterra in minima parte permane. Ecco perché gli Stati Uniti non possono recidere del tutto il legame storico con la massoneria inglese e con l'Inghilterra, perché comunque sono una ex colonia che è diventata indipendente, però è diventata una repubblica filo-francese. Poi Napoleone chiaramente ai suoi tempi mai si sarebbe immaginato che gli Stati Uniti diventassero una grande potenza globale e la Francia una potenza sottoposta agli Stati Uniti, no? Chiaramente oggi il rapporto gioco-forza è invertito tra Parigi e Washington, però Parigi è la capostipite ideale, un po' come lo era l'Italia col fascismo, Mosca con l'Unione Sovietica. Cioè la Francia è in qualche modo il paese ideologico di riferimento degli Stati Uniti. Poi chiaramente le vicissitudini storiche fanno sì che oggi gli Stati Uniti abbiano un rapporto di forza differente rispetto alla Francia, però c'è un legame indubbiamente diretto, molto più forte tra Francia e Stati Uniti rispetto a quello che noi possiamo pensare con l'Inghilterra. Spero di aver risposto. No, sì. hai risposto, ma non sono convinto. Cioè, io Dimmi, no, certo. Dimmi, prego. Insomma, da come si muovono i vari capi di governo, Johnson piuttosto che Macron, io non vedo questa molto più, come dire, insieme, che so, Biden con Johnson piuttosto che con Macron. È vero che Macron aveva tentato di andare a parlare con Putin, cercare di mettere prima che scoppiasse la guerra. Insomma. Allora, qui bisogna però fare un altro distinguo ancora, secondo me. Intanto bisogna fare il distinguo, non è un caso che la semplificazione politica americana prevede due partiti di riferimento, i repubblicani e i democratici, che sono espressione, i repubblicani, di un legame più diretto con i singoli stati, soprattutto con la pancia profonda dell'America, e quindi con quel legame che ha anche la massoneria inglese con i singoli stati, rispetto invece a un contesto più internazionale e globalista che ha il Partito Democratico americano. Quindi c'è il fatto che ci siano due schieramenti politici diversi e espressione anche qui di una spaccatura all'interno del paese, che con l'era Trump e Biden si è accentuata ancora di più oggi, in maniera ancora più profonda. Quindi questo è un primo aspetto da chiarire. L'altro aspetto specifico è che i singoli capi di governo poi hanno una loro politica che però si muove all'interno di un perimetro che è abbastanza tracciato, cioè il famoso deep state non esiste solo negli Stati Uniti, esiste chiaramente in maniera minore in tutti i paesi e ogni paese persegue degli obiettivi geopolitici che a prescindere dagli schieramenti di centrodestra o centrosinistra sono quelli. Quindi Macron che tenta di dialogare con Putin a discapito magari di un Johnson più aggressivo, non per forza è un'espressione diretta della massoneria inglese rispetto a quella francese, è un'iniziativa del tutto personale che come abbiamo visto ha anche abbastanza poco effetto, poco riscontro, perché poi alla fine la guerra in Ucraina è scoppiata lo stesso, Putin ha invaso lo stesso nonostante la trattativa di Macron e quindi alla fine lo scenario geopolitico non è poi cambiato così tanto. Quindi quello che voglio dire è che le iniziative singole dei leader o dei presidenti politici nei singoli stati
molte volte sono iniziative personali che però hanno anche poca efficacia, come dire, quindi non c'è dietro una regia da parte o del Pentagono, dell'intelligence o della massoneria in genere. Molte volte sono iniziative personali che hanno lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, mettiamola così. O sceneggiate. Sì, anche se vogliamo, cioè fanno parte anche di un teatrino molte volte, se vogliamo, soprattutto nel sistema liberale. La Francia ha mandato il suo rappresentante da noi, sappiamo, no? Un mese prima che scoppiasse, che poi la guerra c'era comunque in Ucraina, in Parlamento. Ora, o al Consiglio dei Ministri, non mi ricordo se è il Consiglio dei Ministri in Parlamento. Quindi guarda caso un rappresentante della Francia con cui noi abbiamo uno stretto legame attraverso la mummia, che va in Francia un anno fa, e io così la chiamo, che va in Francia un anno fa, che 2 anni fa dice in un discorso alla nazione: questo è il tempo dei costruttori. Assolutamente, ogni riferimento è puramente casuale. E poi l'Italia fa quella che rimarrà, insomma, sostanzialmente col cerino in mano in tutta questa questione della guerra dell'Ucraina, no? Beh, allora, questo l'agnello sacrificale, non lo so. Occorre anche dire che nel contesto specifico italiano ci sono delle forze politiche all'interno soprattutto del Partito Democratico e non solo, quindi prevalentemente in uno schieramento di centrosinistra, che sono orientate verso il dialogo con la Francia. Draghi in questo caso, nello specifico, cerca da un lato di creare un asse franco-italiano per escludere la Germania, dall'altro però non dimentichiamo Draghi è un uomo di Goldman Sachs e della NATO, quindi è un uomo pienamente legato agli interessi del Pentagono, prima ancora che l'Eliseo. Poi chiaramente, come dicevo anche prima, il legame tra Francia e Stati Uniti fa sì che anche Draghi promuova questo legame, chiaramente vedendo però l'Italia sottomessa e sottoposta in questo schieramento. Quindi non un'Italia protagonista, ma un'Italia abbastanza, per non dire del tutto, completamente genuflessa, no? Sì, prego. Ma la massoneria alla fine si occupa della gente. Diciamo che anche allora come è una domanda comica, assolutamente. O la usa la gente, se ne occupa o la usa? Diciamo che molti massoni hanno la presunzione di farlo, ecco, questa forse potrebbe essere la risposta più. Da qui però a effettivamente occuparsene ce ne passa, chiaramente. Lo scopo però, come dicevo all'inizio, della massoneria nella sua dimensione più pura dovrebbe essere quello del miglioramento personale, non del condizionamento collettivo. Quindi chiaramente, come dicevo, poi l'uso che fanno i singoli massoni di certe conoscenze è chiaramente poi lontano dallo stesso obiettivo che aveva la massoneria in origine, chiaramente. Quindi, perché in questo momento sembra che stia vincendo questa massoneria francese, tutto quello che si porta dietro, tutta questa ideologia? Perché dobbiamo vivere questa roba? Beh, da un punto di vista prettamente politico, non solo massonico, credo che contrastare una realtà sovranazionale da un punto di vista singolo, territoriale, è chiaramente uno svantaggio di per sé. Cioè, se prima avevamo 2 schieramenti contrapposti, che però erano imperi, cioè l'impero britannico da un lato e quello napoleonico dall'altro, oggi abbiamo una dimensione, diciamo, globale, globalista, che è chiaramente onnipresente rispetto alla parte più tradizionalista, che è presa in minoranza. Quindi quegli aspetti tradizionalisti che possiamo trovare nella massoneria inglese come nel Vaticano sono chiaramente messi in un angolo rispetto a una dimensione globale che li vede padroni. Però attenzione, io sono dell'idea che il potere assoluto non esista, perché non esiste nell'universo, cioè il concetto di assoluto non c'è. Quindi l'ideale di molti uomini nella storia di dominare il mondo è sempre stato un'iniziativa, diciamo, molto interessante e appagante, però poi da lì effettivamente a dominare il mondo ce ne passa. Però hai mai detto il discorso di protocolli dei savi di Sion? Questo lo sai, immagino. Sì, certo. Sì, assolutamente. Ecco, così possiamo fare anche la differenza tra sionismo. Sì, beh, esatto, infatti. No, stava finendo la domanda? Sì. Ma quando mi risulta, poi lui è esperto, non so sicuramente, circa nel 1905 Giuderia salta fuori questo protocollo di questi savi di Sion, dove loro dicono cosa vogliono fare. Quello che vogliono fare in quel testo lì del 1900 qualcosa è praticamente quello che sta succedendo adesso. Distruzione delle nazioni, fare tutte queste cose qui, ma no, non è questione solo di un gruppo, è proprio una cosa
mondiale esagerata proprio come penso io, per come la vedo io, al di fuori delle competenze di una persona sola, di un gruppo solo semplice, qualcosa di più. Questi meccanismi riescono a entrare dappertutto, in tutto il mondo, e quindi riescono a fare quello che vogliono. Quello che hanno previsto nel 1900 si sta facendo, quello che c'è scritto nel 1984 di Orwell e così via, quelle cose le dicono già prima e le fanno. Cioè, come dire, quasi che quel Pike, tu sai chi è? Albert Pike, sapevi chi è, no? Praticamente loro prevedevano già le cose che dovevano succedere nel corso dei secoli. Noi pensiamo, siamo stati sfortunati, ci è andata male, no. A proposito di Albert Pike, faccio presente che appunto era un 33esimo grado ed era nel rito scozzese antico accettato negli Stati Uniti, e quindi massoneria francese, no? Il legame, no? Evidente. Se uno a vedere la storia di questo signore, dico, visto che l'abbiamo detto, questo signore qua, andate a vedere cosa ha fatto nella sua vita. Praticamente era un generale sudista che ha fatto delle stragi, grazie degli indiani in America e così via, delle stragi esagerate, di ammazzare un sacco di gente, dopodiché ha creato pure il Ku Klux Klan. Questo sarebbe un esempio di massimo grado della massoneria americana di quel tempo. Intelligentissimo, perché lui sapeva 16 lingue, se non sbaglio, conosceva 16 lingue, intelligentissimo, però usava l'intelligenza per scopo purtroppo delle teme. Ed era collegato con Mazzini. Che non a caso Mazzini era un repubblicano, appunto, non era un monarchico. Infatti, quindi... Come facciamo a difendersi da... se no, come dire, se non ci crede, siamo fatti. Diciamo allora intanto che i protocolli di Save di Sion sono stati utilizzati, diciamo, nel periodo zarista, soprattutto per escludere quelle minoranze all'interno dell'impero che erano scomode allo zar. Quindi inizialmente i protocolli nascono come strumento propagandistico. Da qui ci sono le tesi di molti che dicono che è tutto falso e tutto finto. Cos'è che però poi è successo? Che in effetti molte elite in varie società, non solo finanziarie, li hanno presi come esempio. Cioè poi questi Savi di Sion sono stati poi davvero presi in considerazione, magari non esistevano nella realtà, però i principi sono stati utilizzati. Penso che tutto sia all'origine già. Come dicevo prima... Come la pandemia, è successo un caso, la pandemia, a questo punto approfittiamo e determiniamo questa situazione non bisogna più fare niente sostanzialmente. Di dittatura. Ma diciamo che la situazione pandemica ha solo palesato un principio, un'idea di governo che già era presente nelle menti di certe persone, che si è solo manifestato in una forma più oppressiva e criminale. Ma già c'era prima, ovviamente. Una sorta di distrazione per attuare certi meccanismi alla fine. Per farli poi totalmente assolutamente sì, vanno a prendere un libro scritto 2000 anni fa e lo fanno creare adesso. Capito? Questi illuminati qua lo dicono prima. Quindi siamo noi che, nonostante lo dicano, non stiamo lì a pensarci bene, ma si tanto andiamo avanti così, sono dei complottisti, però lo dicono e lo fanno. E quindi noi poi alla fine non riusciamo più a tornare indietro. Io parto da un presupposto tipicamente umanista, che è quello di cui qualunque mente umana è in grado di percepire o di pensare qualcosa, automaticamente porta anche l'altro essere umano a pensarla. Quindi laddove noi possiamo avere in mente un complotto o un'ipotesi, diciamo, di dominio ideale, chiaramente anche altri uomini possono aderire a questa forma di pensiero. Questo non significa che effettivamente ci sia un complotto, ma significa che certi principi, certe tecniche anche di manipolazione possono essere utilizzate e riemulate dalle persone. Quindi non per forza c'è una regia dietro certi disegni, ma sicuramente c'è la volontà umana, che molte volte laddove si arriva a pensare a una certa cosa, si arriva anche poi a applicarla, no? Questa cosa. Quindi questa distinzione tra complottista che vede, diciamo, un complotto ideale nel mondo rispetto invece a quello che crede alla verità scientifica più pura è una divisione manichea che abbiamo assistito anche durante la pandemia, ma è completamente lontana dalla realtà. In realtà quello che può pensare una persona lo può fare anche un altro, in sintesi, e quindi anche se non c'è un complotto, poi il complotto può essere davvero portato a termine da qualcun altro. Ecco. Oppure c'è il complotto lo fanno. Anche, sono comunque due soluzioni logiche che
in potenza potrebbero essere. Vedo in fondo, vedo due mani. No, io non so dire che come esistono gli ideologi. Gli ideologi, a un certo punto Marx ha avuto un'idea e da lì poi è partito tutto il marxismo. Si poteva attribuire invece che la persona di Marx ha un complotto preesistente e quell'idea sarebbe piaciuta comunque delle persone che dopo l'avrebbero messa in pratica, e quindi questi protocolli di Salesiano poteva essere semplicemente l'idea di un ideologo che poi si è spacciato per uno scopritore di antiche tradizioni, e poi invece sono venuti che è piaciuta e poi ha avuto seguito. Marx era un massone, no? Allora, la risposta è ni. No, Marx non era un massone, ma pare fosse legato, diciamo, a una visione tipica della sua epoca, cioè tutto l'anticlericalismo che dal Settecento in avanti, in età contemporanea, va avanti ancora nei salotti francesi dell'Ottocento, perché Marx, anche se è nato a Treviri, si forma prevalentemente a Parigi a livello filosofico e a livello economico a Londra. Ecco, in quegli ambienti lì era molto presente all'epoca un satanismo di livello, di cultura, come si definiva, un satanismo dei lumi, cioè una visione satanica volta a utilizzare il Satana che tramite il lume della ragione allontanava l'uomo fondamentalmente dall'ignoranza, e quindi lo portava poi in contrasto con la Chiesa cattolica, si pensava, no? Quindi Marx, da anticlericale, da materialista convinto qual era, chiaramente aderì pienamente a questa forma di pensiero. Tanto ci sono delle lettere testimoniate dove la compagna di Marx lo chiamava proprio il mio diavolo, no? Lo scriveva anche nelle lettere. Da qui poi c'è tutto un filone, c'è Giorgio Galli che è stato un bravissimo storico dell'esoterismo, sia del nazismo che del comunismo, e nel comunismo è interessante notare che il filone esoterico, più che quello massonico, o quello magari più legato all'occultismo, era un filone prevalentemente legato a un satanismo scientifico, un satanismo dei lumi. Non è un caso che Lenin ancora oggi è all'interno di un mausoleo che è una piramide tronca. La piramide tronca è proprio l'emblema del materialismo più lampante, che però manifesta quel retropensiero molto affine a quel satanismo del Settecento e dell'Ottocento, tipico dei salottini francesi e inglesi di quel periodo, dove appunto l'illuminismo era molto presente e promuoveva anche questa forma di satanismo molto particolare. Quindi Marx, più che massone, sicuramente sarà stato vicino ad ambienti anche paramassonici, frequentando Parigi e Londra, però lui non è mai stato iniziato alla massoneria. Sicuramente però era molto vicino a questi ambienti, se vogliamo, luciferini, ecco. E qui dovremmo fare un'altra serata su questo. La domanda era una, perché l'ho sentito prima nella cronostoria della massoneria. Ho sentito parlare di Kabbalah. Sì. Ci sono dei riti, delle cose che vengono usate nella massoneria in entrambi i casi, sia quella inglese che quella francese, o solo uno è più prevalente nel rituale cabalistico rispetto più all'altro? No, la Kabbalah non è, diciamo, presente in una forma pratica all'interno della ritualità massonica, cioè la ritualità massonica si avvale di simboli e di un rito, appunto, che viene ripetuto, come dicevo prima, con uno scopo prevalentemente simbolico, quindi junghiano, non è una pratica religiosa o magica o teurgica. Poi inutile negare però che molti massoni, soprattutto quelli interessati o legati all'occultismo, chiaramente praticano la teurgia, utilizzano la Kabbalah in un certo modo. Però qui bisognerebbe aprire un altro capitolo molto grosso sulla Kabbalah, perché Kabbalah vuol dire un po' tutto e niente, no? Allora, la Kabbalah che conosciamo noi in Occidente è quella che è derivata da Pico della Mirandola, quindi non è la Kabbalah ebraica, è una Kabbalah cristiana che Pico sviluppò nell'Italia del Rinascimento tramite la conoscenza di alcuni ebrei marrani, ebrei cioè convertiti al cristianesimo, scappati dalla Spagna, dalla Santa Inquisizione, che dialogando con Pico trasmisero delle conoscenze relative alla gematria. La gematria è quella tecnica che utilizza la componente alfanumerica dell'alfabeto ebraico per interpretare cose. Gli ebrei, soprattutto la comunità ebraica di Lione nel Medioevo, facente capo a Isacco il Cieco, creò la Kabbalah ebraica nel senso proprio specifico del termine, cioè una Kabbalah utilizzata per sensi religiosi, cioè con finalità religiose, cioè lo scopo degli ebrei è utilizzare la Kabbalah per interpretare meglio le sacre scritture, a partire proprio dalla loro componente ebraica alfanumerica. Pico della Mirandola invece crea la Kabbalah cristiana. Cioè che cosa dice Pico? Pico sostiene, così come gli ebrei utilizzano le tecniche di gematria alfanumeriche per interpretare le sacre scritture, noi possiamo invece utilizzarlo per unificare l'intero sapere umano,
perché Pico è stato il primo che nell'umanesimo iniziò a vedere che il mondo umanista e quello scientifico iniziavano a separarsi sempre di più. Oggi esistono delle facoltà addirittura nelle università. All'epoca iniziava questo mondo a separarsi. E allora Pico, in buona fede, iniziò a pensare alla Cabala cristiana, come elemento di congiunzione, di unificazione di questi saperi che si stavano allontanando, cioè il mondo scientifico con quello umanista, letterario vero e proprio. Questo era il grande sogno di Pico. Cioè tramite la filosofia neoplatonica e la Cabala non solo si voleva creare un'unica religione mondiale, ma un unico sapere mondiale. Questo era il sogno di Pico. Da qui cos'è derivata poi? È derivata poi lungo i secoli un tipo di Cabala invece cosiddetta esoterica, cioè dalla Cabala cristiana di Pico è nata poi l'ultima Cabala che noi oggi in Occidente conosciamo, cioè una Cabala applicata per qualunque cosa, dalla conoscenza, diciamo, cabalistica applicata a un rituale magico, c'è addirittura la Cabala cosiddetta napoletana, che è quella più degradata di tutte, quella che ne fa uso anche Madonna, che è una Cabala invece legata semplicemente a indovinare i numeri del lotto o della lotteria, quindi siamo a livelli di utilizzo relativi alla smorfia, cioè tu la Cabala la puoi utilizzare come strumento per qualunque cosa. La Cabala è quella ebraica originale dei Khazari, cioè proprio... Ecco, però quella è un'altra, esatto, però non c'entra nulla con l'utilizzo che se ne fa oggi. Parliamo adesso schiettamente, il Partito Democratico ai tempi del Giglio della Concordia, loggia massonica fiorentina, hanno fatto il rituale della Concordia Costruttiva. Sì, però stiamo parlando di un rituale cabalistico specifico, cioè come ho detto, la Cabala è uno strumento. Come utilizzi questo strumento poi cambia a seconda di casi infiniti. Per quello devo capire la fazione più... No, ecco, no, per tornare però nello specifico alla tua domanda, la massoneria nella fase rituale di apertura e di chiusura dei lavori, perché di questo si tratta, sono due fasi principali derivanti dai Collegia Fabrorum Romani. Tutta la spiritualità romana, compresa la massoneria, parte da un rituale di apertura e un rituale di chiusura. In questi rituali non c'è la presenza oggettiva di un utilizzo cabalistico. Poi, diverso è il singolo massone che, conoscendo gli strumenti della Cabala, li utilizza in un contesto però paramassonico o lontano dalla massoneria. Però questo è un altro discorso. Sono due cose non diverse rispetto a quello che avviene in loggia. Ecco. Questo spero di aver chiarito di più la tua domanda. Chiaro. Però vedo che quando ci sono i conflitti tra di loro è uno strumento, come lo è l'alchimia, ci sono vari strumenti che uno può utilizzare oppure no, a seconda delle competenze, delle conoscenze o della visione che ha del mondo, chiaramente. Sì, prego. Se c'entrava qualcosa il fatto di, per esempio, Washington DC oppure the City of London e anche la città del Vaticano, che sono praticamente degli stati all'interno degli stati. C'entra qualcosa Con la massoneria no, c'entra sicuramente con l'idea di una visione di dominio globale però, cioè la Santa Sede è l'erede dell'impero romano, inutile negarlo, quindi la Pax Romana rappresentata oggi dall'ultimo esponente che è la Santa Sede, la Pax Britannica rappresentata dalla City di Londra che ha convertito il suo impero in un impero commerciale e infine la Pax Americana che è l'ultimo domino globale è richiuso in Washington DC, quindi questi tre centri che vengono citati non a caso sono gli esponenti di antichi imperi. L'attuale americano non è neanche antico, oltretutto. Quindi parliamo di centri di potere molto specifici. Non c'entrano molto però direttamente con la massoneria, anche perché nella Santa Sede non è presente, diciamo, la massoneria come la conosciamo oggi. Ci sono però diversi preti cardinali e forse anche qualche pontefice che invece ha avuto rituali massonici, ma questo è un altro discorso. Appunto, tra l'altro, qui torniamo di nuovo al discorso di prima di una spaccatura profonda nel mondo occidentale, no? Tra una massoneria francese e una massoneria inglese, abbiamo due papi di riferimento, anche questo non è casuale, rientra abbastanza in questo schema. Che non è anche rituale, nei riti della Chiesa. Beh, assolutamente, ma la Chiesa già dopo Napoleone, poi soprattutto col Concilio Vaticano II, è mutata quasi per sempre, cioè ci sono pochissime forme di resistenza tradizionali, più delle volte sono fuori dalla Chiesa stessa. Quindi in realtà stabilire... di scisma, salvo quei casi lì, però... Stiamo parlando, esatto, quindi... Uno dovrebbe essere. Esattamente, quindi stiamo parlando di una situazione assolutamente anomala, appunto, ma perché viviamo in un'era di profonda divisione. Lo stesso dominio globale americano è spaccato in due. C'è una parte sovranista ancora oggi esistente, che è quella che fa capo a Trump, che ha ancora in mano pezzi dello Stato americano. Quindi
la situazione è ancora molto divisa nel cuore dell'impero americano, quindi figurarsi nelle sue periferie. Facciamo un altro incontro. Beh, direi che sì. Grazie. Abbiamo...